Io inizierei dandovi il buon pomeriggio. Io sono Sonia Calligaris e vi condurrò durante questo webinar dal titolo Alimentazione e lavoro, un connubio spesso trascurato. Prima di iniziare, poiché siamo veramente in molti con grandissima nostra soddisfazione, vi chiedo appunto di tenere spenti i microfoni e le videocamere durante l'intero webinar, che verrà registrato e verrà trasmesso su Play Uniud. E vi prego anche di prendere visione dell'informativa che è allegata alla chat che trovate sul lato destro di Teams. Grazie mille. Quindi sono molto lieta di introdurre questo webinar, che è il primo di una serie di incontri in realtà sul tema dell'invecchiamento attivo dei lavoratori. Questo ciclo di seminari è organizzato nell'ambito di un progetto sviluppato dal gruppo interdisciplinare sull'Active Aging dell'Università di Udine, in collaborazione con la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia di INAILD. E per l'Università di Udine questo progetto è coordinato dalla professoressa Valeria Filì. Oggi, con mio grande piacere, ad aprire i lavori di questo incontro c'è con noi il magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton, che ringrazio per la sua disponibilità di essere qui oggi con noi e di aver creduto nella nostra iniziativa. Le cedo quindi la parola. Bene, grazie Sonia Calligaris. Parto subito con il ringraziamento nei tuoi confronti, così come rappresentante di questo gruppo oggi per aver organizzato questo evento. Oggi fra l'altro il venerdì, particolarmente venerdì pomeriggio, c'è un susseguirsi di eventi in cui è coinvolta anche l'università, e questo fa piacere, forse è una delle cose più positive di poter fare le attività a distanza. Di solito è difficile farle il venerdì pomeriggio, quindi bravi, ma soprattutto vorrei salutare tutti quelli che sono collegati, che mi pare di aver capito sono oltre 200 partecipanti. E questo non è solo, credo, dipenda dalla disponibilità della rete, la possibilità di collegarsi senza fatica, ma segnala molto evidentemente l'interesse per l'argomento, o meglio, l'interesse per un aspetto di un argomento che è ben più ampio e, come è stato citato, è oggetto di studio, anche di ricerca e di didattica e anche di divulgazione, come facciamo oggi dalla parte del nostro Ateneo. Io voglio anche ringraziare e salutare naturalmente il dottor Lofaro e INAIL, che crede e che ha creduto in queste iniziative, e è un progetto di fatto che è condiviso e finanziato anche da INAIL. L'università cosa fa? Al di là di mettere insieme, poi lo potrà dire probabilmente il collega Tell, circa un centinaio fra docenti e ricercatori dell'Ateneo coinvolti intorno al tema dell'active aging, ha anche una sua visione strategica di questi aspetti, e ritiene che sia assolutamente importante cercare di convogliare attività, ma soprattutto competenze interdisciplinari per dare delle risposte a una società che ne ha sempre più bisogno. Quindi credo che queste iniziative mettano molto bene insieme quelle che sono le cosiddette mission dell'università. C'è della ricerca alla base, c'è la possibilità di mettere a confronto esperti, non solo di ambito accademico, ma anche di ambito extra accademico. È fondamentale, se non vi è un rapporto diretto anche con il mondo che ci sta intorno. Svilupperemo dell'attività didattica. Posso ricordare, non vorrei sbagliare, ma magari mi si corregga, che questo è il primo di 4 appuntamenti che poi si svolgeranno fino all'anno prossimo e andranno a coinvolgere attività legate al progetto lauree scientifiche.
e studenti delle scuole superiori. E c'è l'attività di interazione con il mondo del lavoro e produttivo, che è quella che noi chiamiamo terza missione, ma non perché sia il gradino più basso del podio, tutt'altro, ma è che è in realtà la valorizzazione dell'attività che noi facciamo. E qui è fondamentale avere un connubio, ecco, questo non dovremmo trascurare neanche questo connubio sempre, e questo tipo di attività lo conferma. Il tema dell'alimentazione, io credo che sia, quando si parla molto di temi come questo, c'è sempre il rischio che ne parlino un pochino tutti, e ne potrei parlare anch'io, ma mi sentirei, anche se per carità sono del settore agroalimentare, magari qualcosa potrei dire, ma mi sembrerebbe di essere un po' un allenatore sugli spalti. Meglio far parlare gli esperti, e però, cosa ancora più bella, avere la possibilità di interagire con loro. Quindi io davvero non solo do il benvenuto a tutti i connessi, perché non posso salutarvi direttamente dai nostri ambienti, dai nostri palazzi, anche se mi sono messo uno sfondo educativo, un credito a chi lo riconosce, ma anche vi auguro un buon ascolto. Chiedo solo di non essere degli spettatori non paganti, ma di interagire con noi e accompagnare noi nel percorso futuro, per creare di questa volontà che è stata espressa da alcuni di noi di condividere conoscenza e discussione in qualcosa che diventi effettivamente una linea di, vorrei dire, di vita, un contributo forte a quella che è la società che ci circonda. D'altra parte, voglio dire, formazione e lavoro non possono assolutamente essere disgiunti. Quindi io ringrazio ancora naturalmente Sonia, ringrazio la professoressa Calligaris, ringrazio chi ha organizzato e chi partecipa come relatore, e non tolgo altro tempo, perché di solito i saluti dovrebbero contare molto meno. Se ci sono tante partecipanti non è per i saluti del rettore, ma per la qualità dei relatori, e per quanto possibile rimarrò collegato anch'io, e buon proseguimento e buon lavoro. Prego, Sonia. Grazie mille. Sicuramente auspichiamo proprio l'interazione con i partecipanti, e avranno tutti la possibilità di interagire tramite questi mezzi informatici che abbiamo a disposizione, con la chat di Teams, e dopo darò tutte le informazioni. Grazie mille dell'apertura, magnifico rettore, e a questo punto era attesa la partecipazione del dottor Lo Faro, che si scusa, ma oggi non è potuto essere presente per motivi personali. Però mi ha mandato una breve nota che io vi vorrei leggere. Il dottor Lo Faro ci tiene innanzitutto a porgere i propri saluti e ringraziamenti al rettore dell'Università di Udine, al coordinatore del gruppo ActiveAging, ai relatori e al gentile pubblico che ha manifestato grande interesse per il tema trattato. L'email è comunque rappresentato in termini scientifici dalla dottoressa Badellino, che riferirà nel proseguo della sperimentazione avviata dall'Istituto sul tema proprio dell'alimentazione dei lavoratori. L'email è coinvolto nella tematica invecchiamento attivo dei lavoratori, che rientra a pieno titolo nei nuovi compiti promozionali della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attribuiti all'Istituto, e porta avanti con convinzione la collaborazione instaurata con l'Università di Udine, in considerazione dell'ottimo risultato in termini di pubblico. Questo è quanto ha scritto il dottor Lo Faro, che ringrazio per il supporto che ci ha dato INAIL e di aver creduto appunto in questa iniziativa di collaborazione tra INAIL e l'Università di Udine. A questo punto, prima di entrare nel vivo dei lavori, chiedo al professor Gianluca Artel, coordinatore del gruppo interdisciplinare sull'ActiveAging, di portare il suo contributo illustrandoci appunto le finalità del gruppo, e chiedo a chi ha accesa la telecamera di spegnerla, a parte ovviamente il professor Artel. Grazie. Bene, vi ringrazio molto di questo spazio che mi avete dato per la presentazione rapida di quelle che sono le finalità del gruppo, che sono state anticipate già prima dal professor Pinton.
e nel cui alveo è stata organizzata anche questo progetto con l'INAIL. Il gruppo è un gruppo multidisciplinare, come avete sentito, che è nato circa 2 anni fa come moto spontaneo da parte di alcuni colleghi, incluso me, e che nasce con la finalità di promuovere e sviluppare politiche di active aging rivolte al bene comune, ed incarna senz'altro quanto anche accennato dal magnifico rettore, ovvero la mission dell'Università di Udine, cioè la promozione delle attività di ricerca finalizzate all'educazione e al trasferimento della conoscenza, favorendo la crescita civile, culturale, economica e sociale del territorio. Il gruppo coinvolge attualmente circa 100 docenti e ricercatori che sono attivamente interessati alle attività, e praticamente tutti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo sono coinvolti attivamente in questo progetto, che è organizzato secondo 4 macro ambiti di attività che vedete indicate nella parte destra della slide. E questi ambiti sono quello della prevenzione e benessere, quella della ricerca traslazionale, diagnostica, clinica ed assistenza, quella dell'infrastruttura e delle tecnologie e l'ambito del welfare. Welfare e prevenzione e benessere, che sono di fatto i 2 macroambiti all'interno dei quali questo progetto con l'INAIL si sta sviluppando, è nato e si sta sviluppando. Quali sono gli obiettivi del gruppo? Beh, sono molteplici e integrati, e vanno dalla sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo nella popolazione, un tema di grande rilevanza data i dati demografici che caratterizzano e caratterizzeranno i propri anni e i propri decenni. Ha fra gli obiettivi la promozione di attività divulgative e disseminazione di conoscenze scientifiche nell'ambito dell'invecchiamento, è naturalmente caratterizzato da un approccio interdisciplinare alla problematica, e che guardando anche intensamente anche a potenziali ricadute in ambito didattico di tali problematiche emergenti. Ha senz'altro negli obiettivi focali quello dello sviluppo di progettualità di ricerca, sia nell'ambito di progetti di tipo locale ma anche nazionale, soprattutto con un occhio particolare alla progettualità internazionale della prossima programmazione dei finanziamenti europei Horizon Europe, e anche in particolare quella di favorire l'interazione con le imprese come Assobiomedica, per esempio, con cui il gruppo è consorziato. Inoltre ha senz'altro l'obiettivo di fornire strumenti e dati scientifici ai decisori politici in un'ottica di corresponsabilità, attraverso la genesi e la contribuzione alla creazione di una rete di soggetti pienamente operativa, in grado di incidere attraverso la propria esperienza e competenze nell'ambito dell'invecchiamento attivo. Attualmente è particolarmente attivo il gruppo nello sviluppo di rapporti di collaborazione e di partnership con partners internazionali, molto forti il legame con l'Università di Graz. Abbiamo appena inviato un progetto di formazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo, che coinvolge diversi altri centri a livello europeo, e come fulcro è l'Unità di Graz, l'Università di Copenaghen, dove c'è un grosso centro per l'invecchiamento, e il National Institute of Health, in particolare il National Institute of Aging americano. Il problema dell'invecchiamento è un problema che un problema è una risorsa, comunque una situazione che ci stiamo approcciando a vivere intensamente. Quello che vedete è una rappresentazione della cartina mondiale, in cui i colori presentano la percentuale al 2050 dei soggetti over 65 anni, sopra i 65 anni. Come vedete, naturalmente
paesi particolarmente evoluti, i paesi occidentali particolarmente evoluti, ma anche in Cina e in Australia, sono caratterizzati da avere una percentuale di soggetti caratterizzati appunto da queste caratteristiche demografiche molto consistente, superiore al 30%. Naturalmente quindi la nostra operazione, la nostra azione sarà quella di integrarci nei network internazionali sviluppando quanto più possibile non solo l'integrazione ma anche il confronto con realtà che gestiscono le problematiche connesse anche in maniera drasticamente diversa e significativamente diversa rispetto a come viene fatto in Italia, e ne abbiamo anche avuto a prova in questi ultimi mesi affrontando una problematica come la pandemia che ha coinvolto proprio i soggetti anziani. Concludo senz'altro ringraziando il comitato scientifico del gruppo Active Aging che vedete qui identificato, in particolare le colleghe Sonia Calligaris e Valeria Filì che hanno organizzato l'evento odierno all'interno del progetto, e la dottoressa Missana che ha dato un contributo sostanziale, estremamente efficace ed efficiente nel coordinamento della parte logistico-operativa di questo progetto, assieme anche alla dottoressa Anaì Dodorico che è una importante spalla della dottoressa Missana. Non vi porto via altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti un buon ascolto di questo interessantissimo pomeriggio. Vi ringrazio. Grazie Gianluca. Siamo quindi pronti per iniziare. Abbiamo quindi per iniziare con i nostri interventi sul tema appunto alimentazione e lavoro. Come tutti sappiamo, le scelte alimentari sono fondamentali per mantenerci in salute e attivi il più a lungo possibile. Spesso tuttavia compiere queste scelte in modo corretto durante l'attività lavorativa non è sempre semplice, con possibili poi rischi sulla salute del lavoratore consumatore. Oggi cercheremo di declinare proprio questa parola rischio sotto due profili diversi, cioè da un lato il rischio legato ad una scorretta alimentazione con gli interventi della professoressa Parpinel e la professoressa Pellegrini, e dall'altro sul rischio legato alla sicurezza, relativamente al rischio legato alla sicurezza alimentare, con gli interventi della professoressa Stecchini e della professoressa Manzocco. Termineremo con alcuni esempi di sperimentazione di INAIL con l'intervento della dottoressa Badellino. Chiedo ancora una volta di spegnere le telecamere per cortesia durante gli interventi, quindi la signora Gregori se può spegnere la telecamera e di tenere spenti i microfoni. Alla fine di tutti gli interventi verrà dato spazio alle domande che ci auguriamo numerose e sarà possibile tuttavia anche durante gli interventi tramite l'utilizzo della chat di Teams, quindi solo in chat, di scrivere queste domande in maniera tale che noi possiamo raccoglierle, sintetizzarle e porle poi alla fine alle diverse relatrici, che io ringrazio tra l'altro di cuore di aver partecipato, di aver dato la loro disponibilità a partecipare a questo evento e quindi di condividere con noi le loro esperienze sul tema. Quindi siamo pronti ad iniziare e con grande piacere introduco, modificando leggermente la scaletta, la professoressa Maria Parpinel del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine, che ci parlerà del ruolo dell'alimentazione nell'insorgenza delle patologie. Grazie mille. Grazie dottoressa Calligaris e buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Il ruolo dell'alimentazione nell'insorgenza delle patologie è un ruolo che è stato indagato dalla notte dei tempi, potremmo quasi dire, e soprattutto è stato indagato dalla notte dei tempi il legame tra alimentazione ed attività fisica.
Questo nostro incontro riguarda l'alimentazione e il lavoro. Chiaramente il lavoro è uno degli aspetti uno degli aspetti della nostra vita, delle nostre abitudini intimamente collegate con l'attività fisica, cioè contribuisce in modo più o meno essenziale ed importante a stabilire il livello generale di attività fisica. Dal punto di vista della ricerca scientifica, pubblicazioni che siano andate ad indagare il legame tra salute e dieta e alimentazione in generale sono effettivamente moltissime. Ho dato un'occhiata questa mattina al numero di citazioni bibliografiche presenti in PubMed, che è il principale database bibliografico di letteratura scientifica che noi utilizziamo quotidianamente, e questa mattina alle 10 le citazioni che venivano appunto e che emergevano erano più di 145.000. Questo ci fa vedere come da tantissimi punti di vista questo legame tra alimentazione e malattie sia indagato, sia stato ed è attualmente indagato e in tutte le sue sfaccettature. Se noi andiamo a vedere le cause di morte, mi faccio aiutare dall'ultimo rapporto Istat che l'ha indagato nel dettaglio ed è quello relativo al 2016, vediamo che ai primi due posti troviamo delle malattie, dei gruppi di patologie intimamente collegati con lo stile di vita, e sono le malattie cardiovascolari ed i tumori. Se andiamo a fare una piccola distinzione per genere, vediamo che nei maschi il 34% delle cause di morte sono dovute a malattie cardiovascolari e il 34% ai tumori, mentre nelle femmine abbiamo una leggera prevalenza anche leggera, di malattie cardiovascolari rispetto ai tumori. Quando si vanno a studiare le cause, perciò i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari piuttosto che dei tumori e in generale delle malattie non infettive o anche cronico-degenerative, è necessario affrontare il tema attraverso una visione complessiva, una visione epidemiologica, cioè una visione che tenga conto nel suo complesso degli stili di vita individuali e collettivi, cioè legati alle abitudini di intere popolazioni. È per questo che ci troviamo di fronte spesso a delle indicazioni che facciamo un po' fatica ad applicare singolarmente, ma che sono perché non ci ritroviamo in questi risultati, o comunque non ci ritroviamo totalmente, ma in realtà queste indicazioni tengono conto delle caratteristiche di una popolazione e dei suoi comportamenti. Perciò quando si parla di fattori di rischio andiamo sempre a vedere qualcosa che è stimato individualmente, ma che poi pesa a livello proprio di carico di malattia sull'intera popolazione. E questo fa sì che spesso, a volte, questi fattori di rischio cambino a seconda della popolazione che va ad essere indagata. Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, i fattori di rischio dietetici sono al più noti appunto da parecchio tempo, ma non si concentrano su una singola scelta alimentare, su singoli alimenti, bensì su quanto può fare lo stile di vita alimentare unito all'attività fisica. Ricordiamoci sempre quello che ci aveva detto Ippocrate appunto qualche secolo prima di Cristo, per cui unendo alimentazione e attività fisica sono emersi dei fattori di rischio che vengono chiamati dietetici, ma perché derivano dalla dieta, e sono dei fattori quali la sindrome metabolica e l'elevato peso corporeo, la sedentarietà e poi nello specifico fattori legati a stile di vita e caratteristiche invece individuali come il colesterolo, i trigliceridi, la pressione arteriosa. Per cui stile di vita e caratteristiche individuali
e attività fisica. Cominciano a esserci già 3 attori che vanno a braccetto in questa analisi dell'impatto dell'alimentazione sulle malattie. Infine troviamo il diabete. Il diabete che sappiamo tutti essere di 2 tipi diversi, ed è un diabete molto più legato all'alimentazione, in quanto causa di diabete è quello di tipo 2, quello che riguarda più la seconda parte della vita, che è legato alla sedentarietà, che è legato ad errori alimentari. Se invece andiamo a vedere il rischio di tumore, ci possiamo trovare di fronte a dei fattori di rischio un pochino più circostanziati. Questo probabilmente perché negli ultimi anni una grossa fetta della ricerca scientifica si è proprio focalizzata sull'indagare, sulla far emergere questi fattori di rischio. Anche se vi ricordo risale al 1981 la prima stima da parte di Dolle Pito dell'impatto della dieta come fattore di rischio complessivo per i tumori. Qui si parla già di qualcosa di più specifico, perché si parla di eccesso di energia e di eccesso di un determinato tipo di alimenti. Eccesso di energia che però va sempre letto in concomitanza e a braccetto con una scarsità di attività fisica, perciò va letto non come un valore assoluto, ma come un valore relativo rispetto alle proprie capacità di utilizzarla questa energia. Un utilizzo che avviene in ambito lavorativo, ma anche in ambito ludico e complessivamente su tutte le 24 ore della nostra giornata. Questo eccesso di energia e anche di attività fisica va spesso a braccetto con un eccesso di alimenti con una certa tipologia, cioè alimenti a base di cereali raffinati, per cui privi di fibra alimentare, presenti in pattern alimentari dove è presente anche uno scarso consumo di alimenti di origine vegetale. E poi, per quanto riguarda il tumore, abbiamo l'impatto importante e sempre più importante, posso anche aggiungere, delle bevande alcoliche. I fattori ambientali e i fattori genetici in grado di essere identificati come fattori di rischio per i tumori possono essere riassunti in questo tipo di rappresentazione, dove troviamo dei grandi gruppi di tematiche. La frazione attribuibile di morti per tumore, questa è stata stimata nel 2008, ma risale appunto alle prime stime risalenti agli inizi degli anni 80 del secolo scorso. La frazione attribuibile di morti per tumore alle abitudini alimentari si è attestata sul 30-35%. Se noi poi mettiamo insieme l'obesità 10-20% più il consumo di alcol, vediamo che la maggior parte dei tumori ha tra le sue cause una causa alimentare, che solitamente si traduce in un pattern non corretto. In realtà l'alimento può anche essere veicolo di sostanze cancerogene, per cui gli idrocarburi piuttosto che le nitrosammine, le aflatossine, i pesticidi, cioè contaminanti di origine ambientale. Perciò l'alimento è esso stesso un mezzo per assumere sostanze tossiche. Quando però la parte da leone la fa l'alimentazione nel suo complesso, l'alimentazione in quanto responsabile dello stato nutrizionale complessivo, perciò dal bilancio energetico all'induzione degli stati di infiammazione, cioè il nostro modo di scegliere e di alimentarci che va ad agire proprio su quella che è la nostra il nostro stato nutrizionale complessivo. Si tratta di un'interazione molto complessa, perché è un'interazione che va a toccare i meccanismi biologici, biochimici, non solo
prettamente digestivi, ma anche prettamente digestivi, va ad interagire con l'attività fisica, va ad interagire con le caratteristiche individuali, perciò con le caratteristiche genetiche degli individui, quelle che sono dei determinanti non modificabili della salute, cioè qualche cosa su cui noi non possiamo agire. E tutto questo fa sì che sia estremamente difficile nell'ambito della ricerca avere delle risposte molto certe, molto diciamo sicure. Sono delle risposte sempre molto invece che devono essere molto flessibili e devono essere soprattutto molto ben calate all'interno della popolazione da cui arrivano. Un esempio tipico è stato negli anni scorsi la problematica legata al consumo di carne rossa, di carne conservata e il tumore al colon. Scusatemi. Direzione opposta. Scusatemi. Ok. Se ricordate, è stato nel 2015 è uscito una anticipazione della monografia dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dedicata alla carne rossa e alla carne conservata, dove si indicava che il 20% di tumori al colon era probabilmente collegato al consumo di questo tipo di alimento e addirittura il 3% di tutti i tumori. Se vi ricordate è stata una notizia particolarmente impegnativa da comunicare a livello di comunicazione generale ed ha scatenato anche notevoli polemiche. In realtà nasceva dall'analisi di numerosi centinaia di lavori scientifici che avevano effettivamente individuato in questo consumo di carni rosse e soprattutto insaccati, cioè carni con un'elevata concentrazione di sale aggiunto, uno dei principali fattori di rischio del tumore al colon. Tanto per fare un confronto, vi ho citato quello che è il principale fattore di rischio per i tumori forse legato al comportamento individuale, cioè il fumo. Il fumo di sigaretta è responsabile dell'86% dei tumori al polmone e del 19% di tutti i tumori, perciò è giusto per vedere l'ordine di grandezza. In questi ultimi anni l'Istituto Tumori inglese ha ad esempio stimato che se in Gran Bretagna tutti gli abitanti smettessero di fumare ci sarebbero quasi 65.000 casi di cancro in meno all'anno. Se diventassero tutti vegetariani invece i casi in meno sarebbero 8.800. È una stima naturalmente, ma ci dà l'idea dell'impatto di questi due fattori di rischio legati alle nostre abitudini. In questa tabella, che è stata presentata qualche anno fa da una grossa istituzione internazionale, il World Cancer Research Fund, sono stati evidenziati le singole sedi tumorali e gli alimenti risultati maggiormente a rischio, oltre che gli alimenti risultati maggiormente protettivi, con la, chiamiamo, solita percentuale di tumori evitabili con la dieta. Vediamo che tra gli alimenti a rischio abbiamo appunto alimenti di origine, grassi animali, scusate, il sale, ma quello aggiunto negli alimenti conservati, alimenti contaminati per quanto riguarda il fegato, per cui dalle aflatossine, abbiamo la presenza dell'alcol e come alimenti protettivi abbiamo i vegetali in generale e cosa anche secondo me che merita forse un pochino di attenzione perché spesso ne sottostimiamo il valore, il fatto che da molti anni noi conserviamo gli alimenti con il freddo, possiamo farlo in casa e questo ha portato alla possibilità di consumare alimenti freschi, per cui a scapito degli alimenti conservati magari sotto sale, da preservarli dalla contaminazione microbica. Esiste poi, come vi accennavo, l'argomento bevande alcoliche e patologie,
Dobbiamo sempre ricordare, e questo è un argomento anche abbastanza caro in un settore appunto del lavoro, dove appunto il consumo di bevande alcoliche è assolutamente vivamente sconsigliato, per usare un eufemismo. Le bevande alcoliche e le patologie, secondo i dati di Istat, dati del 2017, vediamo che è un possiamo vedere come sia un collegamento molto netto, e anche solo andando a guardare gli accessi al pronto soccorso nel 2017 sono quasi 40.000 accessi all'anno con patologie attribuite all'alcol. Nel mondo le morti attribuite a patologie alcol correlate nel 2016 sono state circa 3 milioni. Se andiamo a vedere gli anni di vita perse per disabilità o malattie legate all'alcol fino ad arrivare alla morte precoce, siamo di fronte, sono stati stimati per il 2016 131 milioni di anni di vita perse. Perciò vediamo come effettivamente ogni qualvolta si parla di alimentazione è fondamentale parlare di alimentazione nel suo complesso, perciò sì gli alimenti ma anche la fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e fattori di rischio dei tumori? Sicuramente sì, perché in primis sono le abitudini alimentari con presenza di alcol. Sicuramente l'energia introdotta con la dieta, nel senso di avere un contenuto energetico superiore ai reali fabbisogni, e naturalmente questo legato strettamente con il livello di attività fisica. Questo si traduce poi in una necessità di controllare e comunque monitorare i livelli di assunzione dei nutrienti a braccetto con la riduzione delle sostanze tossiche dagli alimenti, e questa viene fatta attraverso delle scelte consapevoli degli alimenti stessi. Le raccomandazioni generali che riguardano questi due grandi gruppi di malattie che sono in grado di incidere pesantemente a livello di mortalità e di morbilità naturalmente nella popolazione anche italiana, le raccomandazioni sono molteplici. In questa ultima slide vi ho riportato quelle che sono attualmente le più recenti raccomandazioni in termini di prevenzione dei tumori, e quella in alto alla vostra destra sono le raccomandazioni internazionali, e poi le raccomandazioni che si trovano all'interno del documento di consenso per la prevenzione cardiovascolare in Italia. Nella slide a sinistra le raccomandazioni del WCRF sono declinate in una sorta, tra virgolette, di comandamenti, di punti fondamentali, e vi ho segnalato quelle che sono le raccomandazioni che poi ritroviamo in comune effettivamente anche con la prevenzione cardiovascolare in Italia. Al di là dell'attività fisica, che vale naturalmente anche per questo, sicuramente raccomandazioni che vanno verso un aumento o comunque una presenza giornaliera e costante di alimenti di origine vegetale, con un controllo, una limitazione dell'assunzione di bevande alcoliche. Questo appunto non riguarda tanto l'ambiente di lavoro in sé, ma nella dieta generalizzata, con un appunto a mio modo di vedere molto importante, che riguarda la supplementazione dietetica a base di integratori alimentari. Purtroppo si assiste spesso a una sostituzione degli alimenti con supplementi dietetici, con integratori, quasi per velocizzare in un certo qual modo, comunque sicuramente per compensare velocizzare l'assunzione e compensare degli errori nell'introduzione di nutrienti. Allo stato attuale delle conoscenze, la supplementazione dietetica non si è dimostrata efficace come forma di prevenzione dei tumori, e non lo è
se non in caso di carenze accertate, neppure per la prevenzione cardiovascolare. Perciò l'utilizzo dell'integrazione alimentare è sicuramente un utilizzo raccomandato nel caso di accertata carenza, ma è assolutamente al momento attuale, questo è il risultato dei principali studi che se ne sono occupati, assolutamente ininfluente per quanto riguarda la prevenzione alimentare. Per la prevenzione alimentare è necessario andare a agire sui propri comportamenti alimentari. H24, perciò sia quando si consumano i cibi a casa, sia quando si fanno delle scelte in altri contesti, tra cui i luoghi di lavoro. Questa è la sintesi delle evidenze per quanto riguarda questi due grandi gruppi di malattie. Adesso andiamo a vedere nella pratica che cosa ci può indicare, che cosa ci può essere utile per gestire con consapevolezza le nostre abitudini alimentari. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Maria, professoressa Partiniani, per l'interessantissimo intervento. E le domande, Maria prova a chiudere il microfono, ecco, grazie, faceva rimbombo. Le domande, come avevamo detto inizialmente, se volete già condividerle nella chat siete liberi di farlo, noi le raccoglieremo e successivamente le possiamo porre alla professoressa Partiniani. Intanto andiamo avanti e ci spostiamo e passiamo al secondo intervento della professoressa Nicoletta Pellegrini del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, che ci parlerà invece delle regole basilari per una sana alimentazione al lavoro. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio per l'invito e sono il primo webinar, quindi spero di essere all'altezza. Essere su un palco per certi versi è molto più semplice, permette una maggiore concentrazione. Allora, ringrazio scusate, devo chiudere qualcosa. Vedete lo schermo? Sì, si riesce a vedere la slide, sì. Ok, ora? Sì, no. Si vede, non è la seconda, si sta vedendo la seconda. Ok, scusate, allora devo tornare indietro con la freccetta. Sì, e vorrei condividere questo, vediamo se ci riesco. Sì, si vede. Vedete la prima diapositiva, ora la vedete grande? No, vediamo la prima diapositiva bene, ok. Giusto ora? Sì, perfetto. Ottimo. Allora, stavo dicendo che prendo la parola dopo la professoressa Parpinel, che ringrazio sostanzialmente per un'introduzione e che quindi mi permette di passare a un aspetto un po' più pratico su quelle che dovrebbero essere le regole basilari per una sana alimentazione al lavoro. Innanzitutto bisogna dire che un'alimentazione bilanciata, adeguata e completa è sufficiente a garantire un buon livello di performance mentale e fisica e a prevenire patologie quali obesità, ipertensione, eccetera. Tenete conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2003 ha detto che seguendo un'alimentazione corretta sul luogo di lavoro, questo può aumentare la performance lavorativa a livello nazionale fino al 20%. Ovviamente per poter definire una dieta corretta per i vari lavoratori bisogna prendere in considerazione il tipo di lavoro svolto, l'ambiente, l'orario di lavoro, il tipo di alimentazione abituale, ma anche le attività extralavorative. I pasti devono essere ovviamente commisurati al dispendio energetico giornaliero
e bisogna ovviamente evitare sia una condizione di eccesso energetico, e questo può avvenire quando si faccia un lavoro mentale e questo sia associato anche alla sedentarietà. La professoressa Parpinelle parlava prima di questa relazione appunto tra ovviamente la quantità di energia che introduco e quanto mi muovo, quindi la sedentarietà, ma bisogna anche considerare che saltare soprattutto durante l'orario di lavoro i pasti può portare a una condizione di ipoglicemia che poi può ridurre l'allerta e l'attenzione, e potrebbe anche contribuire a errori sul lavoro e incidenti sul lavoro. Ovviamente dobbiamo definire la quantità di energia che serve a ognuno di noi e quanto ne serve. Ne serve a seconda appunto del nostro stile di vita e della nostra attività lavorativa, quantità diverse. Se immaginiamo che questa sia la quantità di energia necessaria per un soggetto tra 18 e 29 anni, questo potrebbero essere, scusate, mi hanno detto che non si vedono le slide, è vero? Non stanno andando avanti. Non stanno andando. Prima devi spostarle con la freccetta dove c'è il numero della diapositiva avanti e indietro, dove c'è 1 a 17. Ah, ok, ma perché io in realtà ero... ok, provo a rifare così allora. Così, esatto, così stai andando avanti, esatto, vediamo la 2 e la 3. Ok, quindi vabbè, la prima era semplicemente dei discorsi, che era quello che stavo dicendo. Stavo dicendo che appunto la quantità di energia necessaria può variare molto a seconda che possiamo dire che un soggetto sia sedentario, quindi che faccia un'attività lavorativa sedentaria a cui associa anche un'attività, uno stile di vita sedentario, vi è addirittura un aumento del 45% se passiamo invece a immaginare soggetti che abbiano attività lavorative pesanti e siano molto attivi anche al di fuori del lavoro, con un delta che va da circa 900 kcal a circa 1 migliaio. Tenete conto che il pranzo dovrebbe essere indicativamente intorno al 35% dell'energia giornaliera, e quindi dovrebbe stare tra circa 900-1200 kcal per l'uomo, a secondo appunto della sua tipologia di stile di vita e di attività lavorativa, e tra circa 700 e 1 migliaio di calorie. Come ci alimentiamo? Secondo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, l'11% del campione intervistato mangia fuori tutti i giorni. E dove va a mangiare? Di solito mangia per un 40% al bar, e per circa un 37% sceglie di andare in trattoria, osteria e ristorante. Che cosa consuma? Consuma un primo piatto preferibilmente, ma anche un secondo, un contorno oppure un panino. Tenete conto che in questo caso si potevano avere più di una risposta, per cui possiamo anche immaginare pasti completi, primo, secondo, contorno, eccetera. Ma come ci dovremmo alimentare in realtà durante la pausa di lavoro? Per rispondere a questa domanda, quindi per entrare un po' più nel pratico, utilizzo le linee guida per una sana alimentazione che sono state recentemente pubblicate dal CREA e dal Ministero della Salute. Il primo, dove troviamo un decalogo proprio sulla pausa pranzo. Il primo importante aspetto, che è già stato considerato nella presentazione della professoressa Parpinelle, è quello di
limitare il quantitativo di sale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci raccomanda di non superare 5 grammi al giorno di sale, la popolazione italiana ne introduce tra 10 a 15 grammi al giorno, quindi mediamente, quindi siamo ben oltre, più del doppio, se non addirittura il triplo della raccomandazione, e quindi il decalogo dice assaggiate sempre il cibo prima di aggiungere sale, perché è importante abituarsi a mangiare poco salato. Nella selezione degli alimenti guardate sempre le etichette, nella dichiarazione nutrizionale è obbligatorio riportare il quantitativo di sale in grammi, scegliete preferibilmente alimenti a basso contenuto di sale oppure a medio, ma solo occasionalmente consumate quelli ad alto contenuto di sale, quindi sopra 1 grammo 100 grammi. Ma soprattutto fate attenzione a quelle che vengono chiamate le fonti nascoste di sale, in particolare per esempio il pane, vedete qua 50 grammi, quindi una fettina di pane può arrivare addirittura a contenere 1 grammo di sale, e questa è la principale fonte di sale nella popolazione italiana, è proprio il pane, ma anche biscotti, merendine, cereali, anche se in piccole porzioni, vedete la porzione va da 20 a 35, contengono sale. Non si pensa che possono contribuire alla nostra introduzione di sale perché sono alimenti dolci. L'altro punto importante, il secondo punto importante, è quello di pasteggiare ad acqua. L'acqua deve essere introdotta secondo i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti e energia per la popolazione italiana, per 2 litri nella donna e 2,5 litri negli uomini. Tenete conto che l'acqua è contenuta anche negli alimenti, ma all'introduzione di acqua contribuiscono solo gli alimenti che contengono almeno più del 40% d'acqua, quindi sono buoni contributori all'introduzione di acqua la frutta, la verdura, ovviamente il latte, le bevande e le zuppe, ma fate attenzione che almeno il 70% di questa introduzione debba originare dall'acqua, quindi una buona norma può essere quella di passeggiare acqua. Questo ci evita di utilizzare bevande zuccherate che contribuiscono a introdurre energia, noi le chiamiamo calorie vuote perché in realtà non ci saziano, e ovviamente anche le bevande alcoliche che sono altamente sconsigliate durante la pausa pranzo, come già si diceva. Terza e quarta che ho messo insieme è fare attenzione alle porzioni, evitare quella che viene chiamata la sindrome del buffet, quindi quello di riempirsi troppo il piatto, soprattutto se ho a disposizione appunto un buffet dove posso servirmi di quello che voglio. Scegliere piatti che non richiedono eccessive quantità di grassi nella loro cottura, per cui alla piastra, bolliti, al vapore, ma ovviamente evitare di insaporirli troppo, per cui meglio utilizzare spezie, aromi piuttosto che sale, e non eccedere ovviamente col quantitativo di olio. Un altro aspetto importante è ovviamente il consumo di frutta e verdura. Le raccomandazioni ci dicono almeno 5 porzioni di frutta e verdura. Abbiamo visto che oltretutto la frutta e la verdura è protettiva verso sostanzialmente tutte le patologie, ma soprattutto le cardiovascolari e i tumori. Quindi ogni pasto dovrebbe contenere almeno una porzione di frutta e una di verdura. E è importante abituarsi anche a utilizzare la frutta a pasto invece dei dolci o dei pasticcini. Vi faccio qui qualche esempio. Io posso consumare una piccola porzione di tiramisù introducendo circa 400 calorie, oppure 100 grammi di bignè arrivando a 300 calorie, ma posso in alternativa utilizzare della frutta, per esempio le fragole e quindi frutta di stagione, che mi fanno introdurre solo 45 kilocalorie.
Il delta di differenza tra una porzione di fragole e un tiramisù, una porzione piccola di tiramisù, corrispondono a circa 380 calorie, che sono poi da smaltire facendo 2 ore di camminata veloci in una donna e 1 ora e mezzo in un uomo, quindi un certo contributo. La frutta e la verdura possono essere utilizzati anche come ottimi spuntini, perché questo ci permette di evitare alimenti ricchi di grassi, sali e zuccheri. Possiamo utilizzare anche della frutta oleosa oppure dello yogurt. Se proprio vogliamo utilizzare un prodotto confezionato tipo da un distributore, attenzione, cercate di scegliere quelli a un contenuto energetico intorno alle 100 kcal. Ma tenete conto di una cosa, che se io ho un prodotto confezionato che mi fornisce ad esempio 140 kcal, per introdurre la stessa quantità di calorie, se invece scelgo dei mandarini o delle gambe di sedano, vedete che i grammi aumentano vertiginosamente, con un risultato indubbiamente diverso, nel senso non solo in quantità di acqua che introduciamo, di fibra eccetera, ma soprattutto di potere saziante. Vi ho aggiunto anche le mandorle, perché la frutta oleosa, che pure è alto energetico, vedete il quantitativo in questo caso diventano 22 grammi, però ha un ottimo profilo in termini lipidici, quindi ottimi lipidi, ma anche molta fibra, e ha un ottimo potere saziante. Quindi insieme a minerali e vitamine può essere un ottimo sostituto alla tradizionale, e fortunatamente ultimamente si ritrovano anche nei distributori, quindi può essere un ottimo sostituto al prodotto commerciale. Un altro punto importantissimo sempre nel decalogo è quello di scegliere i legumi. I legumi sono un'ottima fonte di proteine vegetali, di fibra. Però ricordatevi che possono essere un'alternativa al primo piatto tradizionale, come ad esempio in zuppe varie, oppure sono un secondo, quindi non sono da utilizzare come un contorno, perché in realtà appartengono al gruppo dei prodotti proteici, e hanno anche un grosso vantaggio, quello di ridurre la glicemia durante il pasto, non solo durante il pasto in cui consumate i legumi, ma anche nel pasto successivo. Viene infatti chiamato l'effetto del secondo pasto. Non solo riducono la glicemia, ma aumentano anche il senso di sazietà, quindi sia durante il pasto sia nel pasto successivo. Infine, le ultime due note sono quello di mantenere uno stile di vita sano tutti i giorni, quindi ok a un pasto particolare di lavoro con colleghi che arrivano da fuori, ovviamente mangeremo un po' di più, però dovremo sempre tener conto di ricalibrare l'eccesso calorico nel pasto successivo o nella giornata successiva. Un'altra cosa importantissima è la varietà, perché se riusciamo ad avere una dieta variata, questo ovviamente ci soddisferà di più, ci porterà a essere meno monotoni nelle nostre scelte, ma soprattutto ci permetterà di introdurre tutti i nutrienti, micro e macro, e evitare un accumulo di sostanze indesiderate. Allora, praticamente cosa dovremmo fare a questo punto? Vi ho riassunto un po' quelle che potrebbero essere le vostre scelte nelle varie occasioni di consumo. In particolare, se andate al ristorante, potreste scegliere o un primo o un secondo, a cui aggiungere un contorno di verdura. Mi raccomando, ricordatevi che le patate non sono una verdura, ma sono ricchi di carboidrati, per cui in realtà sono un'alternativa al pane o alla pasta. Ci potreste aggiungere anche un frutto. Mi raccomando, non eccedete nel pane e nei sostituti per non aumentare troppo il quantitativo energetico e il quantitativo di sale. Tra
pane sostituti, meglio decisamente il pane, contiene più acqua e meno sale dei sostituti. In alternativa potreste prendere un'insalata arricchita con tonno, latticini, uova sode o uova sode, ovviamente con poco pane, una macedonia, limitando l'aggiunta di sale e olio. Stessa raccomandazione se siete a un buffet, ovviamente evitate la sindrome del buffet di cui parlavamo prima e evitate anche le bevande alcoliche dolci, perché migliorate in questo modo le vostre capacità cognitive nelle ore successive. Se andate in un bar, come abbiamo visto il 40%, potreste consumare un panino, che può essere comunque considerato un piccolo pasto, ma dovreste avere l'accortezza di chiederlo con pane integrale, di imbottirlo poco, ma con una piccola quantità di verdura. Avere anche l'accortezza di aggiungerci almeno una porzione di frutta. Sono da evitare invece i tramezzini, che sono altoenergetici, poco sazianti, contengono di solito salse che sono particolarmente ricche di sale e di grassi, e se proprio volete andare una volta a un fast food, cercate di scegliere panini senza salse, ovviamente sperando di trovarli. Dopodiché, se la pizza può essere un'ottima possibilità, quindi però tenete conto che deve essere un pasto occasionale. La pizza sostanzialmente riunisce, come potrebbe essere una pizza margherita, riunisce le caratteristiche nutritive del primo e del secondo. Sarebbe a associarla anche una piccola porzione di verdura e o di frutta, però tenete conto che una pizza tipica napoletana, cioè di dimensione da piatto, è di solito la porzione è circa 450 grammi, contiene un sacco di sale, oltre 7 grammi, quindi siete oltre quelle che sono le raccomandazioni giornaliere, e è di solito molto energetica. Infine, davanti a un distributore automatico, che cosa acquistare? I consigli che vi ho dato fino adesso, in questo caso fate particolare attenzione al contenuto energetico e al sale, e nella malaugurata e spero occasionale situazione in cui doveste comporre un pasto utilizzando un distributore, dovete tenere conto che gli alimenti sono sempre molto energetici e poco sazianti, quindi se è possibile, se disponibili, scegliete delle insalate, una macedonia, un panino, un piccolo panino peraltro è quello che si trova, e della frutta secca. Tutto quanto ho detto oggi in realtà è ovviamente più dedicato a un momento di normale situazione, quindi non quella pandemica in cui ci troviamo adesso. Se volete sapere che cosa consumare ai tempi dell'isolamento, quindi ai nostri tempi, potete leggere il messaggio del presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana, che trovate al sito che vi ho riportato, e potete anche perché non si vede, c'era, è sparito, però potete anche, ve lo posso scrivere nella chat, guardare quanto siete aderenti alla dieta mediterranea rispondendo a un breve questionario sviluppato dall'università, dai colleghi dell'Università di Firenze, perché la dieta mediterranea in realtà è un regime alimentare che funziona sia come prevenzione di qualunque patologia, sia anche in questi tempi pandemici, sia anche per rafforzare le difese immunitarie verso i virus. E con questo vi ringrazio. Grazie mille professoressa Pellegrini, ci ha dato veramente interessanti spunti per effettuare delle scelte consapevoli durante le ore di lavoro e nelle situazioni più diverse che possono capitare nelle diverse tipologie di attività, e soprattutto per poi non incorrere alle problematiche che invece di cui ci aveva parlato la professoressa Parpinel, quindi grazie veramente.
Rimandiamo appunto alle domande a dopo, che stanno arrivando in chat, quindi adesso le raccogliamo e poi ve le sottoponiamo. E passiamo invece dagli aspetti più legati alla nutrizione, ci spostiamo ai temi legati alla sicurezza alimentare. E a questo riguardo io adesso passerò la parola alla professoressa Mara Stecchini del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, dello stesso Dipartimento dell'Università di Udine, che ci parlerà di alimentazione al lavoro, i pericoli associati ed i rischi che può incorrere il consumatore. Prego, professoressa Stecchini. Ecco. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Calligaris. Le chiederò di accertare se c'è effettivamente la condivisione delle slide. Certo. Io adesso innesco la condivisione, vediamo se queste effettivamente appaiono come devono apparire. Allora. Condividi. Si vedono? Sì, si vedono. Si vedono. Un'altra cosa che chiederò è se c'è la transizione tra una e l'altra. Proviamo, adesso c'è il PowerPoint non in formato di presentazione. Allora, dobbiamo andare in formato di presentazione, vediamo un attimo perché adesso mi compare il tuo schermo. È ancora in formato diverso, vero? Sì, adesso è ancora nel formato PowerPoint, però si legge bene, se vuole provare ad andare avanti da qui. E provo così, perché si vedono entrambe, vero? Si vedono entrambe le slide? Sì. Sì, va bene, possiamo provare così se non vi dispiace. Sì. Ripeto, buongiorno a tutti. L'argomento del quale tratterò oggi saranno proprio i pericoli associati ai rischi che può correre il consumatore in seguito alla ristorazione collettiva, ristorazione fuori casa. Le abitudini alimentari degli italiani sono molto cambiate negli ultimi tempi e questo ha generato appunto la frequente utilizzo di ristorazione collettiva. Un pasto su 5 viene effettivamente consumato fuori casa. Che cosa si intende per ristorazione? Quando si parla di ristorazione fuori casa si intende nell'accezione più ristretta la ristorazione collettiva, nell'accezione più ampia quelle delle vending machine, negozi al dettaglio e il take away della grande distribuzione. Mi scusi, professoressa, è andata avanti con le slide? Sì. No, noi lo vediamo sempre la prima. Vedete sempre la prima. Allora provo a ritornare indietro, perché non vorrei che capitasse quello che è successo. Si vede il PowerPoint, ma non in formato di presentazione. Fine presentazione. Provi così, sto cliccando lì. Adesso no, non si vede ancora. No, sempre. Non vanno avanti. Aspetta, riprovo di nuovo a chiudere. Sì. Eccolo. Ecco, adesso andava avanti. Adesso andava avanti. Sì. Se io l'apro così. Non vediamo, no, purtroppo no. No? Non vedete, perché io così ho condiviso. Lei ha condiviso la presentazione o lo schermo? Ho condiviso lo schermo. Così non si vede? No? Adesso non ho condiviso niente. Non condiviso. Condivida pure lo schermo e noi dovremmo, se condivide il desktop, noi dovremmo vedere tutto. Allora. Oppure deve condividere solo il PowerPoint. Allora. Si vede qualcosa? Sì, provi ad andare avanti di una slide. Vediamo.
Senza andare, ecco, sì, va avanti adesso. Sì. Così si vede, ma vedete lo schermo intero? Sì, vediamo tutte le slide, riusciamo a leggere, può andare avanti così. Sono grandi o sono piccoline? Si vede una grande al centro e poi quelle piccoline a lato, ma si riesce a leggere benissimo. Si riesce, va bene, sì. Vediamo se si riesce ad andare avanti così. Si vede un po' meglio? Sì, si legge bene, non si preoccupi. Può procedere, grazie. Può procedere, grazie Sonia. Allora, la gestione della ristorazione collettiva è piuttosto complessa e può essere fatta in una cucina centralizzata che fornisce gli alimenti alle singole mense o può essere caratterizzata da un sistema cook-serve che rappresenta l'approccio convenzionale. E la ristorazione collettiva effettivamente conta di numerosissimi lavoratori nei segmenti scolastici, aziendali e sanitari e eroga 860 milioni di pasti all'anno che sono destinati a studenti, lavoratori ed agenti anziani. È quindi necessario, di fondamentale importanza, la qualità nutrizionale della quale si è parlato in precedenza, nonché la sicurezza igienica, oggetto di questa trattazione. Quindi l'elevato livello qualitativo dei pasti deve essere conforme ai principi di sicurezza igienica. Questa attenzione è testimoniata anche da una recente intervista che è stata fatta a consumatori che hanno dichiarato la stretta relazione tra cibo e salute e il 97% degli intervistati dichiara appunto che la salute e il benessere dipende da ciò che si mangia. Tuttavia, la relazione tra cibo e salute non può farci dimenticare che nel cibo vi possono essere dei pericoli. Il pericolo è un agente che può provocare un effetto avverso sulla salute ed è bene distinguerlo dal rischio. Il rischio, la vedete questa slide con lo squaletto? Sì, vediamo. Sì. Quindi il rischio, mentre il rischio rappresenta la probabilità che un pericolo provochi un danno. L'esempio dello squalo nel mare credo che sia emblematico. Lo squalo nel mare rappresenta un pericolo, però nuotare con lo squalo è veramente un rischio. I pericoli associati alla ristorazione collettiva sono gli stessi che si riscontrano in altre produzioni, quindi possiamo parlare di pericoli biologici, chimici, fisici, mentre tra i pericoli biologici possiamo annoverare batteri, virus e parassiti. Il controllo dei pericoli è essenziale per la prevenzione dei rischi e sono sicuramente importanti allo scopo le normative europee sulla sicurezza alimentare e le pratiche igieniche vengono implementate proprio per garantire adeguate condizioni igieniche e queste pratiche igieniche solitamente sono incluse nei piani HACCP. Per prevenire i rischi, dicevamo, occorre tenere sotto controllo i pericoli, ma di chi è la responsabilità di questa attività? La responsabilità è degli operatori del settore alimentare che applicano il sistema HACCP, che rappresenta lo strumento per tenere sotto controllo i pericoli. Però dobbiamo anche capire che gli alimenti si contaminano e quindi questi pericoli vanno in qualche modo attentamente conosciuti anche dal consumatore, al di là dell'attività preventiva che svolge chi produce questi pasti e li eroga. La contaminazione degli alimenti può avvenire durante la produzione delle materie prime, durante lo stoccaggio, il trasporto, la trasformazione, ma gli alimenti si possono anche ricontaminare. Si possono ricontaminare sempre durante il trasporto o anche all'interno dell'esercizio della ristorazione, prima del consumo, cioè quindi parliamo di cross-contaminazione. Ma come si contaminano gli alimenti? Si contaminano attraverso una serie di vettori che possono essere animali, superfici, ambiente, agenti infestanti e anche gli operatori. Nel dettaglio, gli animali sono importanti riserve di patogeni zoonotici e questi patogeni zoonotici vengono diffusi durante la macellazione principalmente e questi batteri possono essere introdotti in alta concentrazione all'interno dell'industria alimentare.
Non dimentichiamoci le superfici sono fonti di contaminazione, i microrganismi possono aderire alle superfici, lì sopravvivono, ma anche si possono moltiplicare e quindi vanno a contaminare gli alimenti compromettendone la qualità e la sicurezza. Altra fonte di contaminazione può essere l'ambiente, l'aria, l'acqua. La contaminazione dell'aria consente il trasferimento di microrganismi a prodotti alimentari e l'acqua, la qualità microbiologica dell'acqua è sicuramente essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti. Anche gli agenti infestanti hanno un ruolo nella contaminazione e pertanto è necessario che venga evitato il loro ingresso nei luoghi dove si trattano gli alimenti. Gli operatori della ristorazione possono agire da vettori e quindi possono contaminare gli alimenti con agenti patogeni che possono essere enterici e respiratori, ad esempio mediante goccioline di aerosol. Non facciamo altri riferimenti a riguardo. Gli operatori possono anche favorire la contaminazione crociata, soprattutto se il lavaggio delle mani non viene eseguito frequentemente e correttamente. I pericoli, una volta diffusi negli alimenti, si possono anche accrescere. E questo perché? Perché i microrganismi possono sopravvivere anche a lungo negli alimenti, anche in condizioni avverse, anche in regime di refrigerazione, anche i prodotti disidratati, e possono anche moltiplicarsi quindi dar luogo a una carica infettiva alta. Come tenere sotto controllo questi pericoli biologici associati alla ristorazione collettiva? Sono 4 le regole fondamentali per poterlo fare. La pulizia efficace, importante è la separazione del cotto dal crudo, la cottura a fondo e la conservazione alle appropriate temperature. E più nel dettaglio, all'interno della ristorazione collettiva, è necessario che la cottura venga effettuata a temperature tali da garantire la morte dei microrganismi, quindi temperature di almeno 70 gradi. Altrettanto importante che gli alimenti non sostino a lungo a temperature tra i 5 e i 60 gradi. Quindi questa è anche un'attenzione che deve prestare il consumatore, perché proprio in questo intervallo di temperatura si possono sviluppare le varie forme microbiche, vari patogeni che possono crescere in questo intervallo di temperatura. I prodotti refrigerati quindi devono essere conservati a temperature inferiori ai 5 gradi e congelati a temperature inferiori ai meno 18. Tuttavia, nella ristorazione collettiva, che non è assimilabile alla ristorazione domestica, la quantità elevata di alimenti che vengono gestiti rendono queste operazioni piuttosto difficoltose. In effetti, nella cottura di quantità elevate di alimenti è più difficoltoso esercitare un effetto letale sui microrganismi patogeni. E la fase di raffreddamento, che è importante perché le spore sopravvissute ai trattamenti termici lì possono germinare, può presentare delle criticità. Anche la fase di riscaldamento di un prodotto già cotto può presentare delle problematiche. Inoltre, servire grandi quantità di alimenti in tempi ridotti comporta l'aumento delle cross-contaminazioni. Quindi da qui emerge il fatto, che è poi stato constatato dalle varie autorità europee, l'EFSA o anche dai centri americani, centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie, che gli esercizi per la ristorazione in generale rappresentano i principali focolai di malattie di origine alimentare, come salmonellosi, listeriosi e campilobatteriosi. Questo perché l'impatto delle misure di prevenzione negli ultimi anni effettivamente non è stato sufficientemente efficace come previsto dalle normative. Questo forse in relazione alle dimensioni degli stabilimenti o alle eterogeneità degli alimenti. E se un evento tossinfettivo accade all'interno di una ristorazione, può coinvolgere un gran numero di utenti e questo è un grosso problema, anche centinaia di persone. E vediamo questi dati.
Vediamo i dati che riguardano i focolai. Questi sono dati EFSA del 2018 e vediamo i focolai rappresentano questi casi collettivi, quindi che colpiscono un gran numero di persone. Come la ristorazione vera e propria, quella collettiva, quella delle mense, nel 3% dei casi è stata responsabile di malattie alimentari. Però se guardiamo il grafico nella parte sottostante vediamo che i ristoranti, caffè e bar sono responsabili del 26% dei focolai e la casa del 40%. Se leggiamo le medesime informazioni, però considerando i casi, cioè effettivamente il numero di persone, vediamo che il 6% riguarda le mense, e i ristoranti il 28% e il 16% le case. Cerchiamo di capire quali sono gli agenti responsabili di queste malattie alimentari nelle varie situazioni. Ad esempio nel caso delle mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, i microrganismi più frequentemente coinvolti nel determinismo di queste malattie sono le tossine batteriche, che sono legate proprio alla sopravvivenza di sporigeni per lo più, e Salmonella, Norovirus e Campylobacter. Nelle abitazioni domestiche invece un posto prioritario lo ha proprio la Salmonella, poi successivamente Norovirus, tossine batteriche e Trichinella. Nei ristoranti, pub, takeaway, responsabili delle malattie alimentari sono in misura abbastanza simile sia Salmonella, Norovirus, tossine batteriche. Se andiamo invece a cercare quelli che sono i fattori che hanno contribuito all'insorgenza dei focolai e li vediamo sempre scorporati a seconda del tipo di ristorazione, cioè quindi nella colonna di destra vediamo la ristorazione collettiva, le mense, nella colonna centrale ristoranti, pub e nella colonna di sinistra le case domestiche. Vediamo come l'inadeguato trattamento termico, l'inadeguata refrigerazione, lo stoccaggio inadeguato, la cross contaminazione o l'uso di ingredienti contaminati o operatori contaminati ha determinato un grande la maggior parte dei focolai. Dobbiamo constatare che i fattori non noti, come si vede dalla barra grigia, sono piuttosto cospicui. Nel caso delle case familiari il ruolo dell'operatore contaminato però appare meno rilevante. Vediamo quello che succede in Italia, quello che è successo in Italia dalle ultime indagini. Questo è un'indagine che è stata fatta dai carabinieri del NAS nelle mense scolastiche nel 2019. Sono quasi 1 migliaio di controlli e circa 200 di queste entità controllate non sono risultate in regola, con 25 violazioni penali e 247 violazioni amministrative. Sono state sospese dall'attività o sequestrate 21 imprese per carenze igienico-sanitarie strutturali. Sono state sequestrate 900 kg di derrate e le infrazioni amministrative hanno riguardato soprattutto carenze strutturali impiantistiche, la mancata attuazione dell'autocontrollo e della tracciabilità, che sono dei fondamenti per prevenire episodi di intossicazione, che sono ancora più preoccupanti quando abbiamo a che fare con utenze sensibili. Dai lavori pubblicati cerchiamo di capire quali sono gli alimenti responsabili di questi focolai o di queste malattie alimentari e vediamo che le non conformità riguardano molte volte prodotti già cotti, carne cotta, prodotti ittici cotti, ma anche vegetali crudi. E la percentuale di non conformità, ad esempio nelle insalate, nel 76,4% riguardano i coliformi. E nel 40% piatti pronti, cotti e non cotti, sempre per la presenza di coliformi totali. Quindi questi alimenti coinvolti, in particolare i prodotti a base di carne, si ricontaminano
Quindi il ruolo della ricontaminazione durante le operazioni di affettatura e di manipolazione sono particolarmente importanti. Qui trattasi di implementare le good manufacturing practice per poter ovviare a questi problemi. Le insalate, che sono potenziali veicoli di patogeni enterici, non subiscono alcun trattamento termico e quindi anche qui trattasi di implementare le good manufacturing practice. Vediamo chi sono gli agenti coinvolti, brevissimamente, una breve descrizione dei microrganismi o dei virus coinvolti. Chi sono questi agenti coinvolti? Quando parliamo di batteri parliamo di agenti che hanno delle dimensioni di micron e i batteri hanno una caratteristica importante, si moltiplicano negli alimenti. Quindi se gli alimenti non sono gestiti correttamente, la carica batterica aumenta. I virus sono molto più piccoli, li abbiamo purtroppo conosciuti in questo periodo, e sono circa 1/100 delle dimensioni dei batteri più comuni e si moltiplicano solo nelle cellule viventi, però possono sopravvivere sugli alimenti nell'ambiente e la maggior parte però delle infezioni virali è dovuta al contatto tra uomo e uomo e la trasmissione con gli alimenti rappresenta un rischio minore nel contesto generale. Per quanto riguarda i batteri, vi sono dei batteri patogeni che provocano malattie se vengono ingeriti in grandi quantità, come Bacillus cereus, Clostridium perfringens, occorrono circa 10.000 cellule. Al contrario, vi sono specie batteriche che invece possono causare malattie anche se ingerite in quantità piuttosto bassa, meno di 100 cellule. Facciamo degli esempi come il Campylobacter, che è la causa più comune di diarrea al mondo, si trova soprattutto nelle carni di volatile e pollame che dovrebbero essere sempre ben cotti. La prevenzione passa attraverso l'igiene e la separazione tra cotto e crudo. Salmonella, che ha come habitat l'intestino dell'uomo e degli animali, anche qui la prevenzione è sempre igiene, refrigerazione e cottura. Voglio solo sottolineare un aspetto che riguarda la salmonella, perché si è abituati a vedere il pericolo salmonella nei prodotti di origine animale, ma sempre più vi sono dei riscontri di malattie alimentari che derivano dal consumo di prodotti vegetali, come ad esempio melone pretagliato, cetrioli, pistacchi, germogli. L'isteria monocitogenes è un germe piuttosto pericoloso, soprattutto per le donne in gravidanza e le persone di età avanzata, le persone con immunità compromessa, ha una mortalità piuttosto elevata. Anche qui gli alimenti coinvolti sono numerosi, per lo più lattiero-caseari, gelati, ma anche prodotti d'origine vegetale, melone, sedano, germogli. Questo è l'ultimo caso avvenuto nell'aprile del 2020 attraverso questi funghi ENOC. Per quanto riguarda la prevenzione, non ci stanchiamo di ripetere igiene, separazione cotto e crudo e cottura. Norovirus, anch'esso responsabile di molti episodi di malattie alimentari dalla ristorazione collettiva, la trasmissione è tra persona a persona o attraverso alimenti e superfici contaminati da virus. Anche qui la prevenzione attraverso l'igiene. In conclusione, sebbene la qualità microbiologica dei pasti preparati sia spesso soddisfacente, i dati epidemiologici, come abbiamo visto, ci impongono di non abbassare la guardia rispetto alla prevalenza di agenti patogeni e quindi attenzione alla prevenzione da parte dei responsabili con un approccio sistematico alla valutazione dei rischi per meglio definire le misure di controllo da adottare negli ambienti della ristorazione, ma anche da parte dell'utenza una più consapevole attenzione ai pericoli e agli interventi messi in atto per il loro contenimento. Grazie per l'attenzione. Grazie mille professoressa Stecchini dell'interessante illustrazione dei possibili pericoli nel consumo degli alimenti, facendoci
conoscere un po' dei microrganismi che possono portare e causare dei danni alla salute del consumatore lavoratore, no? Distinguendo un po' le varie fasi in cui li possiamo incontrare. Grazie, e ora passo la parola alla professoressa Manzocco del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, che ci aiuterà, sulla base di quanto abbiamo sentito, nella scelta degli alimenti nelle diverse situazioni di consumo, con l'intervento dal titolo Tra messi aziendali, distributori automatici e pranzi ai ristoranti, strategie per aiutare i lavoratori nella scelta. Prego, professoressa Manzocco. Accendi il microfono. Buonasera a tutti. Dunque cerco di condividere un attimo la mia presentazione. Ecco, si vede? Sì, si vede. Perfetto. Allora, di nuovo buonasera a tutti e grazie Sonia per l'introduzione. In questa presentazione vorrei confrontare le diverse modalità secondo le quali fruiamo del pasto durante la giornata di lavoro, cercando di suggerire delle possibili strategie per aiutare i lavoratori e anche i datori di lavoro alla scelta ottimale in funzione della situazione in cui ci si trova. E vorrei anche cercare di considerare questi aspetti alla luce di quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, situazione decisamente molto particolare. Se pensiamo al pasto consumato fuori casa, inevitabilmente pensiamo al ristorante, al bar, alla trattoria, all'osteria, tutte strutture che sono decisamente diverse dall'originale estensione della locanda per viaggiatori del Settecento. Oggi possiamo consumare il pranzo in un ambiente più o meno rilassato, più o meno elegante, formale, a seconda delle situazioni, ma in tutti questi casi abbiamo bisogno di tempo. Se il tempo non c'è, dobbiamo trovare delle altre soluzioni e questo è sempre stato sentito, un'esigenza sempre sentita dall'uomo. Questo ad esempio è un thermopolium utilizzato dai pompeiani del I secolo d.C. per mangiare qualcosa di caldo, veloce, nella pausa pranzo. Abbiamo cambiato qualcosa? In fondo non tanto. Oggi li chiamiamo fast food, evoluti poi nel take away, il delivery on demand, ma il concetto è quello. Durante la rivoluzione industriale nasce poi l'esigenza di fornire il pasto ad un gran numero di lavoratori, tutti quanti concentrati all'interno dell'azienda. È così che vedono la luce le mense aziendali, anch'esse evolvono in strutture controllate, nelle quali, come abbiamo sentito nella presentazione precedente, vengono garantite procedure effettuate in piena sicurezza igienico-sanitaria e tuttavia dobbiamo considerare che la mensa è un lusso solamente per quelle aziende di grandi dimensioni. Nascono negli anni 30 nel mondo anglosassone le food vending machines. È curioso ricordare che fino agli anni 80 i distributori automatici erano vietati sui luoghi di lavoro perché in competizione rubavano di fatto il lavoro alle tea ladies deputate storicamente a portare il tè e i generi di conforto ai lavoratori negli uffici sui posti di lavoro. Oggi parliamo di distributori automatici che sono presenti in tutti i luoghi di lavoro e sono destinati a diventare sempre più smart, connessi, in grado di riconoscerci, in grado di tracciare i nostri consumi e anche eventualmente di proporci ciò che potrebbe piacerci di più. Certo, ci sono poi situazioni nelle quali è meglio restare fermi nel posto di lavoro. In tutti questi casi dove non possiamo muoverci dal posto di lavoro, in passato, come anche oggi, ci possiamo preparare il pranzo a casa oppure possiamo acquistare qualche cosa che può essere consumato freddo oppure rinvenuto secondo modalità diverse sul luogo di lavoro per velocizzare la pausa pranzo. In tutti questi casi avete visto che al pasto richiediamo un sacco di cose. Innanzitutto vogliamo
la sicurezza, che è un parametro indispensabile. Molto importante è la qualità nutrizionale di cui si è parlato, la qualità sensoriale indispensabile, soprattutto in una giornata di lavoro che può essere anche pesante. E poi vogliamo delle caratteristiche che sono anche in contraddizione tra loro. Vogliamo che sia fresco, ma allo stesso tempo vogliamo anche che sia stabile, non è facile. Vogliamo essere veloci, ma vogliamo gratificarci e soprattutto il pranzo è un momento di socialità in cui si forma il team, è più facile quindi lavorare insieme, ha tutta una serie di conseguenze psicologiche. È evidente che riuscire a far convivere in una pausa pranzo tutti questi attributi è molto molto difficile. E il soddisfacimento contemporaneo di questi requisiti, a seconda della situazione, è affidato o alla professionalità del sistema della ristorazione e degli operatori della ristorazione, oppure dall'altra parte alle competenze del tecnologo dell'industria alimentare. Fino ad ora era andato tutto quanto molto bene, c'erano stati, come abbiamo visto, ci sono delle problematiche di carattere igienico-sanitario, ma il sistema funzionava bene. Poi che cosa è successo? Il mondo è cambiato. È arrivato il coronavirus e con esso è probabilmente cambiata anche la percezione che noi abbiamo dell'importanza dei requisiti del pasto. La sicurezza assolutamente prioritaria, lo era anche prima, ma adesso ne siamo consapevoli. Determinanti, qualità nutrizionale e sensoriale, la freschezza sì, ci sta bene, ma potremmo in questa situazione anche passarci sopra, il conforto desiderato. Abbiamo consumato tantissimi comfort foods ad elevato contenuto calorico, pensate ai prodotti da forno, ai dolciumi, alle cose salate. Il tempo forse siamo meno attenti alla velocità, abbiamo imparato ad interpretare il tempo in un modo diverso in questi mesi e la socialità, quella no, quella è assolutamente indesiderata. È evidente che questo cambiamento non può che aver determinato una serie di effetti. Il primo effetto diretto del lockdown che abbiamo subito è stata la chiusura di ristoranti e di mense, e quindi che cosa è successo? Il consumo si è spostato verso tutte quelle situazioni che consentono di differire il momento del consumo rispetto al momento della preparazione. Perché? Perché questo inevitabilmente aumenta il distanziamento sociale. La risposta delle tecnologie alimentari è quindi quella di alimenti freschi, ready to eat, quindi pronti per essere consumati, o ready to heat, quindi pronti per essere riscaldati, rinvenuti. Si tratta di alimenti a breve shelf life, vita di scaffale, quindi alimenti che possono andare incontro rapidamente ad alterazione di carattere microbiologico perché non sono stabilizzati da un drastico intervento di decontaminazione, ma perché ottenuti attraverso un sapiente equilibrio di combinazione di più interventi, tutti quanti effettuati ad un livello blando. Sono alimenti refrigerati, confezionati, a volte in atmosfera modificata, hanno subito una blanda pastorizzazione, un confezionamento a caldo, una leggera acidificazione, niente di trascendentale, però tutti questi fattori, tutti questi interventi applicati insieme consentono di estendere la shelf life di un prodotto fresco a giorni, settimane, in alcuni casi anche mesi. Riconosciamo questi prodotti perché riportano la data di scadenza. La normativa prevede che essa sia espressa sulla confezione con la dicitura da consumarsi entro il, e viene data un'indicazione esatta del giorno, del mese e dell'anno. Questo non è un'indicazione, non è un consiglio, è un obbligo. Che cosa significa? Che il prodotto deve essere consumato entro questa data e adeguatamente conservato secondo le modalità indicate in etichetta, perché in caso contrario, se queste indicazioni non sono rispettate, potrebbe diventare un pericolo per la salute. È quindi evidente che sul luogo di lavoro, se vogliamo consumare alimenti di questo genere, è necessario che sia presente un frigorifero. Secondo effetto del lockdown, siamo stati a casa, c'è stato lo smart working, molti di noi sono ancora in smart working, abbiamo cucinato tanto, siamo tutti grandi chef
e abbiamo cucinato per la nostra famiglia, abbiamo cucinato anche pasti per quando venivamo al lavoro e lo abbiamo fatto svuotando gli scaffali dei supermercati di alimenti lunga shelf life, ossia alimenti che sono stabili da un punto di vista microbiologico, perché sì, in questo caso viene applicato un intervento intenso, il cui scopo è quello di distruggere o di inattivare microrganismi. Parliamo di conserve sterilizzate, di prodotti pastorizzati, di alimenti disidratati. Ricordate che erano spariti dai supermercati farina, lievito e altri prodotti di questo genere, ma ancora tutti i prodotti congelati, ingredienti diversi. Questi alimenti a lunga shelf life si riconoscono e si distinguono da quelli freschi perché non hanno la data di scadenza, ma hanno il termine minimo di conservazione. La dicitura che trovate sul prodotto è da consumarsi preferibilmente entro, oppure da consumarsi entro la fine, genericamente viene detto entro la fine dell'anno, che ne so, 2024. Questo è un consiglio, non è un obbligo. Perché? Perché il termine minimo di conservazione indica il periodo di tempo entro il quale il prodotto conservato nelle condizioni indicate, generalmente temperatura ambiente oppure congelatore, mantiene le specifiche caratteristiche che da lui ci aspettiamo. Se lo consumiamo oltre il termine minimo di conservazione, il prodotto è ancora sicuro. Potrebbe sì non essere così buono, magari compaiono dei difetti di natura sensoriale, ma non diventa un pericolo. Non è un pericolo, consumarlo non rappresenta un rischio per la salute del consumatore. Vediamo cosa succede quando prepariamo a casa un pasto. Cereali e legumi, penso che i nutrizionisti saranno d'accordo con me. Quindi a casa abbiamo il riso, gli ingredienti, ad esempio i fagioli in scatola, hanno un termine minimo di conservazione, quindi posso consumarli senza problemi entro 1 anno, 2 anni dal momento della produzione, li conservo in dispensa. Ma questo termine minimo di conservazione vale solamente se il prodotto è conservato integro nella confezione originale. Se lo apro, allora non posso più parlare di termine minimo di conservazione, ma parlerò di shelf life secondaria, ossia della vita del prodotto dopo l'apertura. Per un prodotto con un basso rischio di crescita microbica come il riso parliamo di 2-3 mesi in dispensa, ma nel caso di una conserva in scatola ricca di acqua, certo, una volta aperta qui il microrganismo può crescere meravigliosamente, quindi mi premurò di conservarlo in frigorifero e di consumarlo al massimo entro un paio di giorni. E che dire del prodotto finale che ci prepariamo per portarci al lavoro? Ecco, a casa noi non siamo in grado di applicare tutti quei controlli e quegli interventi che consentono di ottenere un prodotto con una shelf life prolungata, anzi dovremo consumarlo entro l'ora di pranzo ed esistono delle condizionalità. Potrò consumarlo entro l'ora di pranzo solamente se il tragitto casa-lavoro è breve, quindi non c'è il rischio di abusi termici durante lo spostamento, e soprattutto se l'alimento viene conservato in frigorifero fino al momento del consumo, quindi di nuovo l'importanza del controllo della temperatura. Se queste condizioni non si realizzano, andiamo tra l'altro anche verso la stagione calda, quindi dovremo prestare grande attenzione a questo, allora è meglio ricadere sul consumo di alimenti a lunga shelf life che però possono essere portati al lavoro nella confezione originale, oppure posso utilizzare alimenti freschi ma che hanno un basso rischio di crescita microbica, prodotti da forno oppure vegetali che presentano naturalmente delle difese all'attacco microbico esterno. Terzo effetto del lockdown, anche a me è stato detto, consumate il pasto portato da casa o in altre situazioni magari fornito dal datore di lavoro sulla vostra postazione di lavoro. Questo può funzionare per me, ma forse ci sono situazioni nelle quali queste indicazioni non vanno assolutamente applicate. Ci sono situazioni in cui la postazione di lavoro non fornisce una effettiva garanzia di sicurezza igienico-sanitaria. In tutte queste situazioni è molto meglio affidarsi ai professionisti della ristorazione che garantiscono attraverso il rispetto delle procedure e della normativa
la sicurezza sanitaria del prodotto e anche del luogo nel quale viene consumato il pranzo. Ovviamente ci premureremo di rispettare nel modo più accurato le norme sul distanziamento sociale. Quindi il consiglio è quello di non fare un fai da te di mense puntuali sui luoghi di lavoro, ma piuttosto di affidarsi ai professionisti. Spero che queste semplici riflessioni siano state utili, resto a disposizione per ogni domanda che mi vorrete porre e vi lascio con questa bella immagine di come Charlie Chaplin aveva immaginato avremmo mangiato ai tempi moderni. Per fortuna non è andata così. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie davvero professoressa Mangiocco, per fortuna non è andata così, ma insomma la realtà è cambiata e con questa presentazione ci ha proiettato proprio nella realtà di oggi e nei cambiamenti che abbiamo dovuto subire nelle nostre abitudini in seguito al lockdown e al distanziamento sociale, quindi sicuramente anche sul luogo di lavoro bisognerà ripensare un po' alle modalità di utilizzo degli alimenti. Grazie mille. E infine introduco la dottoressa Badellino, che è ricercatrice INAIL del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, che ci parlerà di esempi di buone pratiche e sperimentazioni in atto proprio svolte da INAIL e quindi ci farà vedere cosa INAIL sta facendo sul tema alimentazione al lavoro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie alla professoressa Galligaris di questo invito in rappresentanza dell'INAIL che appunto ho avuto il piacere di accettare perché la tematica è una tematica quanto mai attuale e in particolare viene svolta nell'ambito della Direzione Generale dell'INAIL di Roma con il coinvolgimento di tutti i lavoratori della suddetta direzione. Chiedo conferma se le slide si vedono, provo a fare una successione. Allora, dunque, il progetto INAIL ha visto quindi il coinvolgimento, come dicevo, e questo è il punto focale del nostro intervento, il coinvolgimento come parte attiva dei lavoratori della direzione generale. Qual era l'obiettivo generale di questo progetto? Era la salute alimentare al lavoro, favorendo il cambiamento verso un'alimentazione più sana ed equilibrata, con ricadute positive anche sullo stile di vita generale della popolazione lavorativa e per portare questo a una visione di cultura della prevenzione e della promozione della salute, in questo caso di tipo alimentare. Questo abbiamo pensato che poteva essere possibile secondo quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama a essere la visione più completa del concetto di salute, che è uno stato di completo benessere di tipo biopsicosociale e rendendolo quindi partecipato in ambito lavorativo. Questi concetti sono stati da tempo ampiamente condivisi e quindi sono fondamentalmente in linea con vari tipi di strategie, sia di tipo internazionale, come vedete citato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ILO, anche l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza, e invece a livello nazionale ricordati nel piano nazionale della prevenzione, tuttora vigente, e in particolare al macro obiettivo 1 che fa appunto riferimento alle malattie cronico non trasmissibili, perché chiaramente come voi sapete l'alimentazione è una delle determinanti di possibile insorgenza di questo tipo di malattie. Ovviamente per intraprendere questa attività all'interno dell'INAIL, l'INAIL ha fatto riferimento a tutti i suoi regolamenti interni che sottendono seppure diversamente al sostegno della promozione e della diffusione della cultura della prevenzione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Perché come sappiamo alla fine un approccio olistico, globale, sinergico di questo tipo non può che avere un doppio vantaggio, un win-win come si dice in inglese, che riguarda sia il lavoratore
e sia l'amministrazione, perché chiaramente si hanno delle ricadute sull'intero tessuto lavorativo. Dunque, questo progetto è stato avviato da una delle direzioni centrali della direzione generale, la prevenzione, che lo ha sviluppato, coordinato e gestito, ovviamente avvalendosi di altre strutture e direzioni interne al sistema INAIL della sede generale. Questo è servito perché ogni direzione, ogni struttura ha portato naturalmente le sue rispettive competenze. Dovete sapere che la direzione generale, per chi non è di Roma, lo voglio sottolineare, è una direzione la più grande che abbiamo in Italia, parallelamente forse anche a quella di Milano, con una logistica interna abbastanza diciamo completa dal punto di vista della ristorazione interna aziendale, perché l'INAIL, questo palazzo di 20 piani, ha una mensa interna ben organizzata, ben strutturata, e ha distribuiti nei vari piani dei distributori automatici e ha anche un bar interno. Però questa sede, che si trova a sud-ovest di Roma, nella zona dell'EU, è anche provvista, essendo una zona di uffici, di diversi punti di riferimento esterno. Mi riferisco a bar, a self-service esterni, a punti ristoro di vario tipo, per cui il lavoratore ha una libera scelta e un'ampia scelta. Solo la sede di Milano ha una mensa interna, per il resto le organizzazioni delle altre direzioni regionali sono più piccole e quindi non è previsto un servizio di mensa interno. Il progetto così improntato è stato avviato secondo un piano operativo interno che prevedeva degli obiettivi precisi, vedeva dei risultati, individuati dei risultati attesi, ed è stato ed è ancora caratterizzato, poiché è tuttora in atto, specifiche azioni e risorse in gioco di tipo umano, chiaramente strumentale, economico e temporale. Infatti è stato sviluppato un cronoprogramma che si cerca più o meno fedelmente di rispettare. Il progetto, per poter essere avviato e poterne permettere il proseguimento, è stato chiaramente sottoposto all'attenzione e all'approvazione del direttore generale, e chiaramente un altro punto di forza di questo progetto, oltre al coinvolgimento degli 800 lavoratori iniziali, è stata la debita informativa alle rappresentanze sindacali e al datore di lavoro dello stabile. Quindi il coinvolgimento è stato, diciamo, di tutte le figure interne, sia della prevenzione che dei lavoratori. Gli obiettivi e le azioni. Cosa ci aspettavamo e cosa volevamo fare? Volevamo, nell'ambito dell'ambiente di lavoro, promuovere la salute e il benessere e diffondere la cultura della prevenzione primaria. Come? Analizzando l'incidenza dei fattori determinanti, ma in questo caso modificabili, le abitudini alimentari che, come voi sapete, ne abbiamo parlato prima, insieme ad altri fattori come l'alcol, l'attività fisica, il fumo, possono in qualche modo concorrere all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili. Quindi noi ci siamo concentrati su tutti quei fattori che potevano essere gestiti e modificabili al meglio. Quali sono? Sono in un tessuto lavorativo, in un ambito lavorativo, sono sia quelli di tipo individuale, legati al grado di conoscenza della persona, legata ovviamente anche alle informazioni che riceve all'esterno, alle sue credenze, alle sue abitudini, agli atteggiamenti personali e alla percezione del rischio, che in ultima analisi ne determinano il comportamento. Però ci sono anche altri fattori modificabili che possono concorrere a supportare o meno l'individuo nel migliorare la sua
alimentazione all'interno del lavoro e poi anche all'esterno di questo ambito. Sono quelli di tipo ambientale, per cui tutte le azioni e gli strumenti che poi noi abbiamo utilizzato, sempre avvalendoci step by step della collaborazione attiva su base volontaria di tutti i lavoratori, erano anche di tipo appunto ambientale e siccome nel progetto, come sarà appunto motivo di attenzione successiva, vedrete che sono rappresentate maggiormente le donne rispetto agli uomini e l'anzianità lavorativa è abbastanza alta, noi abbiamo sempre voluto tenere in debita considerazione anche le differenze di età e di genere ai sensi dell'8108. Allora, vediamo adesso quali sono queste determinanti sia di tipo modificabile che non, che possono in qualche modo influire sul comportamento alimentare. Allora, le dimensioni su cui ci muoviamo per determinare o meno il comportamento alimentare e in definitiva lo stile di vita di una persona afferiscono sostanzialmente a queste tre dimensioni. Quella biologica, come sapete, può essere gestibile magari somministrando dei farmaci, ma se abbiamo delle caratteristiche genetiche o delle affezioni di tipo neuroendocrino, ipotalamo ipofisario, di base che appunto possono influenzare il senso di fame, di sazietà e di gusto della persona, queste sono sostanzialmente di tipo immodificabile. Poi abbiamo però altre due sfere sulle quali appunto con questo progetto abbiamo cercato di entrare in contatto per valutare lo stato in cui il lavoratore si trovava o il suo possibile miglioramento. Quali sono? La sfera psicologica, perché ci siamo avvalsi anche di psicologi del lavoro per far questo, e quindi entrare all'interno del lavoratore con i nostri strumenti per valutarne il grado di empowerment, cioè quel processo che porta a un miglioramento dell'autostima personale, a un suo maggiore senso di consapevolezza, di responsabilità nel poter agire, ma anche ai suoi sensi di colpa, agli atteggiamenti, che motivazione ha il lavoratore, quali sono le sue capacità di gestire le criticità in base alle sue strategie adattative interne. L'ultima sfera è una dimensione ovviamente da non trascurare, che è sia di tipo lavorativo che di tipo sociale più ampio, perché è legata a delle sottodimensioni che sono sia di tipo cognitivo, perché chiaramente l'istruzione ha un grande ruolo, le conoscenze, le convinzioni che noi facciamo nostre, ma anche di tipo sociale. Se pensate alle fake news e quanto oramai è entrata nella nostra vita la sfera sociale dei mass media, sappiamo quanto questo continua a condizionarci, anzi anche quando noi cerchiamo al massimo di renderci consapevoli. Non da ultimo le relazioni con i colleghi e chiaramente anche l'aspetto di tipo economico, perché anche questo può influenzare le nostre scelte. Vediamo adesso con questa slide quali sono state le 5 fasi che hanno rappresentato nel suo insieme il progetto. Ve le ho graficamente sintetizzate per semplificarmi un pochino qual è stato lo sviluppo di questo cronoprogramma. Prima di tutto voglio dirvi che di questi 800 lavoratori anche solo coloro che hanno poi partecipato rendendosi disponibili alle fasi successive del progetto, quindi come parte maggiormente attiva lo stesso, non abbiamo mai dimenticato di coinvolgere, se non altro con un piano di comunicazione trasversale e propedeutico a tutto il progetto, anche tutti gli altri lavoratori e le strutture interne più o meno coinvolte o meno nel gruppo di lavoro. Allora, la prima fase ha visto la caratterizzazione, l'implementazione e la distribuzione del primo degli strumenti che noi abbiamo scelto, cioè un questionario molto cospicuo, devo dire, che è stato somministrato a tutti i lavoratori. Coloro che hanno chiesto di poter partecipare e proseguire alle fasi successive sono stati poi opportunamente selezionati e inseriti in 4 gruppi omogenei
replicati ognuno 2 volte, per cui abbiamo avuto un totale di 8 gruppi, diciamo sottogruppi di 4 gruppi omogenei. 3 gruppi rappresentavano il tipo di luogo in cui veniva scelto il pasto, il 4º gruppo, che non potevamo trascurare, era quello invece della presenza o meno di intolleranze e allergie alimentari da parte del lavoratore. Successivamente il progetto è stato caratterizzato dallo studio pilota con colloqui individuali proposti dal medico del lavoro, dal nutrizionista. Noi ci siamo avvalsi per questo dei nutrizionisti del Policlinico Gemelli di Roma, e incontri di gruppo che stiamo approntando in questo momento per procedere, viste anche le difficoltà che ci sono state in questo periodo, nella tabella delle azioni che ancora dobbiamo compiere. Sempre in ogni caso, in ogni step, ma anche in questo, c'è un'elaborazione dei dati per permettere ai lavoratori di passare alla fase successiva. Vengono proposte dai vari strumenti, vengono enucleate le varie proposte da parte dei lavoratori per sottoporle all'attenzione dell'amministrazione centrale, che riterrà opportuno avviarle laddove siano sostenibili e fattibili nel tempo. E sempre nella fase 3 è prevista la checklist per la valutazione del gradimento, perché voi sapete che nella bontà di un intervento sono 2 gli strumenti importanti, anche l'uno formativo per chi fa formazione. Uno è quello di avere una checklist di gradimento del progetto, dell'evento formativo effettuato, e l'altro nella fase 4, che deve avvenire con un congruo lasso di tempo, è quello di verificare se il lavoratore ha sedimentato e fatto proprio tutte queste conoscenze in cui è venuto in possesso. La bontà di questo nostro progetto era quella, se vogliamo dire anche l'ambizione, di proporre ad altre amministrazioni INAIL regionali e magari anche all'esterno un protocollo INAIL di buona pratica che deve rispondere, per essere considerato una buona pratica, a determinati requisiti. Vediamo adesso il questionario. Allora, il questionario era, secondo questa premessa, che è importante, realizzato sulla base di standard e linee guida nazionali e internazionali. Per poter essere somministrato è stato previamente ovviamente indicizzato, parametrizzato e informatizzato. La sua somministrazione è avvenuta online tramite un link aziendale e su base volontaria. I dati raccolti sono stati elaborati statisticamente e valutati. Il questionario era comunque anonimo e comprendeva 66 domande a risposta multipla organizzate secondo i gruppi che vedete nella parte più in basso della slide. Chi poi voleva uscire dall'anonimato rispondeva alla fine del questionario dando comunque la propria matricola aziendale, e quindi è entrato nella fase successiva. Vediamo adesso quali sono alcuni risultati che io vi ho estratto dalle domande a cui hanno risposto i lavoratori. Allora, vi voglio ricordare che in ingresso il questionario è stato reso fruibile per tutti e 800 i lavoratori, e le donne sono, come vi accennavo, il 63% di questi 800 lavoratori, e meno della metà sono uomini rispetto alla prima percentuale. I rispondenti sono stati 213, vale a dire un 26% della popolazione iniziale, e di questi il 31,25 rispetto ai 512 erano donne, e rispondenti uomini 18% rispetto ai 289 uomini iniziali. Alcuni di questi hanno poi dato la loro disponibilità, che veniva ogni volta richiesta, per partecipare alle fasi successive dello studio. Allora, in questa slide quello che mi preme sottolineare e sottoporre alla vostra attenzione sono 2 elementi. Allora, il primo, che l'età media dei lavoratori, a qualunque fascia di età noi ci vogliamo inserire, è sostanzialmente sovrapponibile fra i rispondenti e fra i lavoratori della direzione generale. Quindi tra i 213 e gli 801 c'è una certa sovrapponibilità. Inoltre, e questo è anche importante, visto l'invecchiamento
invecchiamento della popolazione attiva anche in ambito lavorativo, e visto quanto il lavoratore è presente durante la giornata nel proprio posto di lavoro, le due fasce di popolazione più rappresentate sono quelle di età più alta, e quindi anche questo è un dato degno di nota. Quindi prevalentemente donne ed rappresentate le due fasce di età più alte. Allora, nella foto più in alto vedete della slide, vedete la nostra mensa aziendale, un piccolo spaccato della mensa, e quello che mi preme sottolineare in questa slide riguarda le parti in rosso, vale a dire due elementi. Uno, che il gioco, che la parte prevalentemente rappresentata è quello della mensa, molti lavoratori vanno a mensa, più gli uomini delle donne, e il cibo portato da casa è la seconda scelta. Per quello che riguarda la scelta di alimenti negli ambiti dove il lavoratore vuole appunto consumarli, la mensa ha visto una maggior scelta di verdure e primi piatti. Al ristorante il primo piatto è stato quello scelto per chi usciva fuori dall'ambiente di lavoro, al bar sia interno che esterno i panini ripieni. Per il cibo portato da casa la scelta prevalente era quella di frutta, verdura e yogurt. Ai distributori automatici l'acqua e le bevande calde. Vediamo adesso quali sono le abitudini giornaliere e settimanali rispetto a quelle consigliate dal CREA. Una buona adesione dal punto di vista giornaliero delle verdure, un consumo inferiore dal punto di vista di latte, yogurt, frutta, pasta e riso, e un consumo inferiore rispetto a quello consigliato per quanto riguarda l'utilizzo del 1,5 litri di acqua giornaliero. Settimanalmente vi è una buona adesione al consumo di patate, carni rosse, pesce, legumi e dolci, e un consumo inferiore invece per quello che riguarda il consumo dei formaggi. Vediamo adesso alcuni pareri che i lavoratori hanno dato sul proprio ambiente di lavoro, legati in primis alle aree che i lavoratori richiedono maggiormente attrezzate per portare il cibo da casa. Hanno richiesto poi una maggior varietà e qualità di prodotti all'interno sia dei distributori che a mensa, e una maggior richiesta di informazioni. I focus group, come vi accennavo prima, sono stati in totale 8, 4 gruppi omogenei della durata di 2 ore effettuati durante l'orario di lavoro, e hanno, per acquisire una maggiore comprensione sia delle caratteristiche personali dei lavoratori, che sia delle informazioni riguardo all'ambiente in cui il lavoratore appunto lavora, e quindi le criticità, le possibilità ed eventuali suggerimenti. Vediamo che appunto i risultati sul focus group sono stati una buona partecipazione attiva, un coinvolgimento alto e una motivazione e una condivisione buona all'interno del gruppo, portando quindi a un processo di problem solving molto soddisfacente. Tenete presente che seppure il campione era abbastanza ridotto rispetto alla popolazione generale, molti lavoratori hanno rappresentato anche le opinioni di altri colleghi, e le informazioni sono state supportate, oltre a quelle dei lavoratori, anche da quelle indicate da chi era presente fra i professionisti, cioè il nutrizionista, il medico del lavoro e lo psicologo del lavoro. Sostanzialmente hanno confermato quanto già i lavoratori avevano richiamato con la risposta al questionario. L'età media del campione che ha fatto parte dei colloqui individuali era per le donne di 57 anni e per gli uomini di 58. I lavoratori in questo caso erano 62. Quello che mi preme sottolineare è che per quanto riguarda il BMI, e quindi legato al sovrappeso o all'obesità, alle percentuali di persone in sovrappeso o obese, nel primo caso per il sovrappeso la popolazione lavorativa era sostanzialmente minore a quella della popolazione adulta italiana, mentre la percentuale di obesi sia per gli uomini che per le donne era sostanzialmente in linea.
I risultati dei colloqui individuali hanno portato alcune positività, vale a dire un elevato livello di attenzione e di interesse verso la nutrizione in generale e le proprie scelte nutrizionali, alcune criticità che in qualche modo influenzano la scelta dei pasti, la frequenza, la tipologia, la qualità nutrizionale degli stessi, che sono sia di tipo organizzativo che di conoscenza di concetti nutrizionali corretti. E quindi in definitiva la richiesta di avere informazioni più ampie con varie modalità e soprattutto di avere a disposizione un manuale sulla nutrizione umana che riesca a supportare il lavoratore. Queste sono le iniziative future di cui vi avevo appunto accennato nella prima slide che vi ho proposto e quindi in definitiva sono quelle che dovremo successivamente approntare. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla professoressa Galligaris che mi ha appunto permesso di parlare. Grazie. Grazie davvero di aver condiviso questa esperienza di INAIL che ci fa capire appunto come INAIL è attenta alle problematiche legate all'alimentazione e quindi in qualche modo sta svolgendo attività proprio per comprendere al meglio i lavoratori e le scelte dei lavoratori. Grazie veramente. E grazie a tutte e quattro veramente le nostre relatrici che ci hanno fatto pensare da punti di vista diversi a quelle che sono le problematiche dell'alimentazione legate proprio all'attività lavorativa e non sempre appunto abbiamo visto è così facile e semplice seguire tutte queste indicazioni in un contesto dove stiamo lavorando e quindi ci sono dei vincoli ben precisi. Io a questo punto vorrei passare alle domande, ci sono alcune domande in chat che adesso leggo e poi se c'è qualche altra domanda potete anche usare i microfoni o il video alzando magari la manina che c'è nella barra nella barra sotto in Teams dove c'è una manina per proprio prenotarsi. Quindi le prime domande erano relative alla frutta e al fatto se ha qualche effetto negativo sulla digestione se consumata dopo i pasti. E per questo forse può rispondere la professoressa Parpinel. Eccomi. Allora, dal punto di vista nutrizionale non c'è assolutamente differenza tra consumare la frutta ai pasti o fuori pasto. Sicuramente è uno snack che spezza fame e che può consentire di controllare forse meglio l'introduzione globale di energia. Ci sono delle persone che tollerano un po' meno la frutta a fine pasto dal punto di vista individuale, in quanto la frutta è ricca può essere particolarmente ricca di fibra solubile che tende appunto a rigonfiare, dare magari una sensazione che appunto è una sensazione di rigonfiamento, però sono aspetti legati alla digestione del singolo soggetto che non sono assolutamente come si può dire, non sono assolutamente rappresentativi di quello che è la capacità o meno della frutta in generale di rallentare la digestione. Ci sono molti tipi di frutta, tra l'altro, perché una frutta più acida, una frutta meno acida può anche dare una connotazione diversa dal punto di vista sensoriale al pasto, perciò non esiste una regola fissa sicuramente su questo. Grazie, chiarissima. E sempre nella stessa domanda, la domanda prosegue per quanto riguarda i prodotti integrali, se non si consumano biologici, se possono essere tossici gli altri. Io forse a questo riguardo passerei la parola alla professoressa Manzocco. Sì, domanda interessante perché parte dal presupposto che il prodotto integrale non biologico sia tossico. Se pensiamo che cos'è l'agricoltura biologica, dobbiamo forse riflettere sul fatto che il prodotto biologico è un prodotto
ottenuto con tecniche di coltivazione che consentono di aumentare la materia organica del terreno, di accrescere la biodiversità delle specie e di prevenire l'erosione. Non ha come finalità quella di migliorare le caratteristiche nutrizionali del prodotto finale. Quindi è erroneo pensare che il prodotto biologico abbia o fornisca delle garanzie di qualità superiori rispetto a quelle del prodotto ottenuto tradizionalmente. Questa ambiguità nasce probabilmente dalla traduzione un po' ambigua che è stata fatta del termine inglese organic, perché in inglese diciamo organic agriculture e in italiano è stato tradotto biologico, facendo intendere al consumatore che ci sia una valenza più rispettosa del consumatore. È vero, è rispettosa del consumatore, della salute del consumatore, in quanto rispetta l'ambiente nel quale la coltivazione viene effettuata, ma non perché il prodotto abbia delle caratteristiche igienico-sanitarie o di sicurezza superiori al prodotto tradizionale. Spero di essere stata chiara. Chiarissima e ha risolto i dubbi che spesso i consumatori hanno proprio sulla differenza. Posso aggiungere una cosa, ad esempio, non ci si pensa, ma fa sempre una certa impressione a chi mangia biologico sapere che nel biologico sono consentiti i fertilizzanti noti come scorie di Thomas, che sono il principale residuo della lavorazione dell'acciaio. È un meraviglioso fertilizzante ampiamente utilizzato nell'agricoltura tradizionale e anche nel biologico. Grazie, grazie, grazie. E passo alla domanda successiva che riguardava la pizza, l'alimento che mangiamo tutti e che è stato nominato dalla professoressa Pellegrini. Come mai la pizza, pur essendo un alimento completo, è ricca di sale? Allora, grazie della domanda che mi permette di fare due considerazioni. La prima è che, attenzione, non esiste un alimento completo. Ho detto che può riassumere in un colpo solo primo e secondo, perché in effetti è un alimento che contiene molta energia, ma l'unico momento della vita in cui ci alimentiamo con alimenti completi è i primi 6 mesi di vita, in cui assumiamo latte materno che contiene quasi tutti i nutrienti che ci servono. Per il resto nessun alimento è completo. Per completezza intendiamo qualcosa che ci può fornire tutti i nutrienti, quindi tutti i micronutrienti. La pizza può essere appunto un buon pasto fatto saltuariamente, perché dicevo è molto ricca di sale. Perché è molto ricca di sale? Perché considerate che la base della pizza è un prodotto lievitato che, come mi spiegano le tecnologhe meglio di quanto possa fare io nonostante il mio background iniziale, il sale contribuisce al processo di lievitazione, quindi si può ridurre il quantitativo di sale ma non si può azzerare. Poi ci mettete sopra del pomodoro, che è una conserva e quindi ovviamente contiene sale. Poi ci aggiungete la mozzarella, che è un formaggio, che anche di per sé contiene sale, perché anche questo è un prodotto che comunque con una conservazione abbastanza lunga, e quindi anche questo è un prodotto che contiene sale. Se non ci aggiungete nient'altro, già avete il sale che deriva dal pane, cioè dalla base, dal pomodoro e dalla mozzarella. Quindi pizze senza sale non esistono, cioè sono un controsenso, quindi mangiamole perché sono un ottimo pasto, se non sono particolarmente complicate ovviamente, ma attenzione perché sono molto salate, quindi non possono essere diversamente salate, quindi certo, per carità, possono essere quelle più o meno salate, però sono sempre salate di base. Grazie, grazie mille, quindi sempre attenzione al sale, per quanto abbiamo capito dalle parole della professoressa Pellegrini. Procedo con una domanda per la professoressa Stecchini che riguarda le indagini dei NAS sulle mense. La persona che ha scritto chiede se è possibile conoscere la localizzazione delle mense. Non so cosa possiamo dire. Sì, possiamo conoscere diciamo le province di localizzazione. Questo era un piano nazionale del NAS per la verifica dei servizi di ristorazione delle imprese di catering, soprattutto nelle scuole.
e questa indagine, l'ultima avvenuta, che è stata poi pubblicata alla fine del 2019, ha coinvolto 8 province: Catania, Aosta, Pescara, Caserta, Ancona, Firenze, Potenza e Udine. E quello che è stato rilevato sono soprattutto frodi, cattivo stato di conservazione degli alimenti, la minor qualità degli alimenti presenti rispetto a ciò che veniva dichiarato, e un'altra questione particolarmente importante è la sostituzione di alimenti DOP con altri che non avevano queste caratteristiche. Cioè, quindi è piuttosto interessante notare che molte di queste infrazioni sono soprattutto frodi, e direi che questo è un aspetto che dobbiamo sottolineare. Assolutamente, credo proprio di sì, e che bisogna continuare a monitorare. Essere attenti, sì. Grazie, e passo alla domanda successiva che stanno arrivando. Esistono degli studi aggiornati sull'effetto di un'alimentazione prevalente senza glutine in riferimento agli intolleranti? Non so chi vuole rispondere tra la professoressa Pellegrini e Parpinel. Nicoletta. Sì, prego, anzi, grazie. Posso rispondere io? Sì, in realtà non so bene che cosa si intende per intolleranza. Intolleranza al glutine si intende? Questo magari ci voleva un attimo di chiarimento a chi ha scritto la domanda. Vi faccio però una considerazione di massima sull'alimentazione senza glutine, sulla dieta senza glutine. La dieta senza glutine è una dieta perfetta per i celiaci, ovviamente, è peraltro l'unica possibile cura che hanno. Ma invece tendenzialmente non va bene per tutto il resto della popolazione, e perché comunque, come tutte le diete in cui vengono limitati alcuni alimenti, è una dieta che si può sbilanciare facilmente se non vi si presta molta attenzione. Come dicevo prima, una delle prime regole importantissime che si deve sempre seguire per avere una buona dieta è quella di avere una dieta variata, e che questo già ci permette di solito di avere anche una buona dieta, cioè, di introdurre tutti i nutrienti. Quindi escludere alimenti che non contengono il glutine ovviamente ci comporta inevitabilmente una condizione di difficoltà poi a introdurre tutti i nutrienti che ci servono. Quindi Marcella dice di sì, rispondendo alla tua domanda se si fa riferimento agli intolleranti, quindi immagino che anche gli intolleranti debbano stare attenti e quindi non può consumare glutine, a una dieta variata. Sì, in realtà intolleranti, attenzione, perché ora va molto di moda l'intolleranza al glutine, è una patologia indubbiamente, però è una patologia che va diagnosticata, non è facile da diagnosticare, ma la raccomandazione che si fa sempre è quello di non mettersi a dieta senza glutine prima di avere una diagnosi di intolleranza al glutine, perché essere già a dieta senza glutine complica moltissimo la possibilità di diagnosi. La sensibilità al glutine o l'intolleranza al glutine è una patologia con dei confini meno definiti della celiachia. Ho dei marcatori sierologici per la celiachia, mentre non ci sono marcatori se non la sintomologia, e quindi può migliorare se mi metto a dieta senza glutine, ma in condizioni precise, definite e di solito seguite da un specialista. Grazie veramente della risposta. E procedo con una domanda alla dottoressa Badellino, che ci ha parlato di buone pratiche a proposito delle sperimentazioni in atto, e chi ci segue voleva avere qualche chiarimento in merito alla differenza tra buone pratiche e buone prassi. Grazie per la domanda, e parto con una definizione per evitare appunto dei confondimenti. Allora, la buona pratica, così come la richiama l'8108, è una soluzione organizzativa o procedurale
che può essere attivata all'interno di un ambiente di lavoro per promuovere la salute e il benessere e per il contenimento diciamo, delle malattie e anche con un'attenzione alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Per cui è una soluzione che il datore di lavoro può scegliere di avviare, ma deve rispondere, se ha rispondenza al concetto di buona pratica, a determinate caratteristiche. Che io ora vi riporto in sintesi e che appunto sono essenziali. Allora, prima di tutto il coinvolgimento dei lavoratori, il coinvolgimento delle loro rappresentanze sindacali, la partecipazione ovviamente del datore di lavoro e la sua volontà di agire nel senso della promozione e prevenzione della salute, e la trasferibilità, quindi quanto questa buona pratica può essere trasferita a altre realtà lavorative, ovviamente opportunamente adattata, e la sua capacità di avere risvolti immediatamente verificabili, innovativi, rispetto a quanto è già stato fatto, e avere sì una rispondenza agli obblighi di legge, ma darli in qualche modo per scontati, per cui il datore di lavoro non può considerare questo come un documento di valutazione del rischio in cui c'è una buona pratica. La buona pratica è un valore aggiunto. Si passa alla buona prassi quando questi elementi, che sono praticamente gli stessi, vengono sottoposti al vaglio della Commissione Consultiva Permanente interministeriale, sempre dell'8108, che in maniera più stringente, formalizzando questa buona pratica, la considera a questo punto buona prassi. Quindi sostanzialmente la differenza è di tipo procedurale, di autorizzazione di questa commissione. Gli elementi di caratterizzazione sono gli stessi. Grazie mille veramente. Prego. C'è arrivata ancora una domanda in chat. In caso di allergia ai legumi, con cosa si possono sostituire? Chi vuole rispondere a questa domanda tra Nicoletta e Maria? Nicoletta, vai. Rispondo io? Allora, anche qua dovrei capire meglio cosa si intende per allergia. Se si intende il fatto, perché che io sappia, a parte alla soia non ci sono, e ai lupini non ci sono forme di allergia IgE immediate. Probabilmente la questione dell'allergia si intende che possono dare gonfiori, meteorismo, dolori addominali, eccetera. Un consiglio che si dà sempre in questo caso è quello di iniziare con piccole quantità, soprattutto di legumi decorticati, quindi possono essere le lenticchie rosse, in modo da abituare lentamente l'intestino a avere a che fare con degli alimenti che, contenendo molta fibra, vengono poi facilmente, e anche sostanze facilmente fermentescibili, vengono poi appunto fermentati velocemente dai microrganismi, e quindi possono dare sensazioni di gonfiore e gas, eccetera, il meteorismo, eccetera. Quindi un paio di volte a settimana in piccole porzioni. Ottimo, grazie mille. Prego. Queste erano le domande che avete posto in chat. Volevo sapere se c'è qualcun altro che ha qualche domanda prima di passare alle conclusioni. Non mi pare. Se qualcuno ha anche piacere di aprire il microfono può farlo. Ho visto che ci sono comunque stati alcuni apprezzamenti alla conferenza, che spero sia stata interessante per tutti. E io veramente volevo ringraziare di cuore le relatrici che hanno dato il loro contributo, dando veramente diversi spunti sul tema e diversi spunti di riflessione su questo argomento. Volevo ringraziare anche ovviamente tutto il comitato scientifico del gruppo Active Aging che ha supportato questa iniziativa, e per quanto riguarda INAIL volevo ringraziare il dottor Ugo Cuomo che ci ha aiutato nell'organizzazione, nella preparazione, ma anche nella definizione degli interventi in questo seminario.
Infine io vorrei veramente ringraziare l'Ufficio di Divulgazione Scientifica, che ha supportato in maniera efficacissima e fattiva questa iniziativa, e in particolare la dottoressa Alessandra Missana, che veramente è stata non solo super professionale, ma anche ha organizzato questo evento con un incessante entusiasmo che ha trasferito un po' a tutti. E assieme a lei anche la dottoressa Anaido Dorico, che è tirocinante presso questo ufficio e ha veramente supportato tutti noi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici del webinar, e anche la dottoressa Gannis, che ha partecipato oggi e che vi ha aiutato durante i piccoli problemi che abbiamo avuto di connessione, di qualcuno che non riusciva a sentire o altro. Quindi veramente grazie a tutti. L'evento doveva essere in presenza, l'abbiamo convertito in un evento, un webinar al quale hanno partecipato veramente molte persone. Questo ci fa capire che sicuramente era un evento, un argomento di interesse. Prima di chiudere, io volevo ricordarvi che ci sarà, adesso ve lo apro, questi convegni INAIL continueranno e continueranno con dei prossimi appuntamenti. Il primo dovrebbe essere a settembre, lavoratori anziani, disabilità e reinserimento lavorativo, seminario coordinato dalla professoressa Filì. Seguirà uno su salute, attività fisica e invecchiamento anche nei luoghi di lavoro, cui responsabile il professor Cavarate, e lavoratori anziani Industria 4.0 con responsabile il professor Nicola Strizzolo. Quindi abbiamo diversi eventi che seguiranno questo seminario e speriamo che ci sia una folta presenza anche in quelli. Mi state scrivendo come iscriversi a questi. In realtà, vista anche la situazione coronavirus e i cambiamenti che ci sono stati, ci stiamo organizzando, lo pubblicizzeremo sicuramente tramite l'Università di Udine, tramite INAIL, tramite tutti i suoi associati, quindi cercheremo di dare voce il più possibile alle giornate, alle date di questi nuovi seminari. Quindi vi ringrazio veramente tanto della presenza e ci vediamo al prossimo seminario. Quindi grazie a tutti veramente di essere stati presenti questa sera. Arrivederci.